Bene, questo religioso silenzio, insomma, cioè, non è tipico delle aule universitarie, mentre è tipico che ci si sieda in fondo e le prime file sono occupate solo dai relatori. Non so perché, così ai congressi o così ovunque, praticamente sempre. Però intanto grazie di essere intervenuti. Oggi per noi è un giorno particolare, speciale, perché abbiamo dedicato questo pomeriggio a questa iniziativa che si chiama Donne che fanno la scienza. C'è da chiedersi se dobbiamo ancora fare delle giornate dedicate alle donne che fanno la scienza. Ce lo racconteranno poi le relatrici, che sono, io occupo indebitamente, sono l'unico maschio che parla oggi, e no, c'è anche Carlo Pucillo dopo, quindi ci terremo bordone, ma è importante questo momento perché abbiamo, sì, effettivamente ancora bisogno di ricordare questo. In realtà non tanto forse all'università, perché insomma la ricerca, insomma, c'è solo la ricerca buona, fatta con passione, dedizione, eccetera, quindi non ha genere quello, anche se noi che da qualche anno ormai abbiamo il bilancio di genere, Gender Equality Plan, ci rendiamo conto poi che si parte in maniera molto decisa con una presenza femminile nei dottorati di ricerca, i primi step magari del percorso di ricerca universitaria poi si assottigliano un po'. Quindi è un momento in cui vogliamo anche ribadire la necessità e l'importanza che tutte coloro che hanno passione e voglia di dedicarsi alla ricerca di cui abbiamo un estremo bisogno lo facciano, e noi dobbiamo essere pronti con tutti i mezzi possibili a dare possibilità a chiunque di accedere alle diverse posizioni della ricerca, che non sono solo attività lavorative, che quello evidentemente è importante, ma sono un patrimonio per il Paese. E credo che l'abbiamo anche visto recentemente con la vicenda del Covid, che si tende un po' magari a dimenticare, ma in cui la ricerca scientifica è servita non solo per dare una divulgazione corretta, ma anche per arrivare a dei risultati che sono stati alla fin fine sorprendenti. E ci sarà poi una presentazione anche delle relatrici, che ringrazio tutte per aver accolto la chiamata, la call, e anche naturalmente per quello che fanno giornalmente. E abbiamo anche chiesto però di aprire questa giornata a persona autorevole che incarna quello che ho detto in pochissime e stentate parole, che è la professoressa Antonella Viola, che è ordinaria, professoressa ordinaria o professore ordinario. Qua adesso è chiaro che mi metto e sbaglio, d'altra parte maschio sbaglia sempre, no, perché c'è un aneddoto. Io quando ho fatto l'università, che l'ho fatta a Padova, mi sembrava che il professore straordinario fosse qualcosa di molto meglio del professore ordinario. In realtà era un precario, cioè era nei 3 anni in cui aspettava di essere confermato, poi diventava ordinario. Questa mi è rimasta un po', perché infatti ho fatto il rettore solo per sentirmi dire magnifico, tutto sommato, alla fine, che insomma è rimasto un bel termine. E detto questo, è professore ordinaria di patologia vegetale generale, quel lapsus freudiano, e ci introdurrà poi il professor Pucillo, questo un collega, però ha anche avuto un'intensa e sta avendo un'intensa attività non solo come ricercatrice. Il gruppo di ricerca è accreditato ed evidentemente molto attivo nel proprio ambito di pertinenza, ma anche scrittrice e divulgatrice, il che credo che sia molto anche importante per noi avere un ruolo che è quello di trasferire le conoscenze in maniera, diciamo, comprensibile e autorevole. Quindi da questo punto di vista credo che sia un'apertura e la ringrazio molto per essere qui oggi con noi ad aprire questo evento. Io poi, come al solito, dopo cedo la parola a Laura Casella, ma prima voglio ringraziare l'area della ricerca,
Carla Fiorito e compagni, diciamo, per aver organizzato questa giornata, e la collega Laura Casella, il professor Pucillo, Barbara Frossi per aver messo insieme, diciamo, il programma. E quindi ringrazio anche tutti voi per essere presenti e speriamo, abbiamo volontà che queste iniziative continuino. Però, come dicevo prima, con la speranza che non ci sia più bisogno di dover dire continuamente questo è un lavoro da maschi o questo è un lavoro da femmine. La ricerca è un bene primario di tutti, di cui tutti abbiamo bisogno. L'acqua, non ci preoccupiamo se sia maschio o femmina, ne abbiamo bisogno vitale, punto. Quindi grazie. Laura, ti passo la parola. Grazie. E grazie a tutti e a tutte di essere venuti a questo appuntamento. Questa è la seconda edizione di un appuntamento che l'Università di Udine ha voluto con convinzione per portare proprio l'attenzione sul ruolo delle donne nella scienza. Scienza intesa nel senso più ampio, ogni ambito disciplinare che nell'università, ogni ambito di sapere scientifico che nell'università e negli studi universitari viene coltivato. Come nella prima edizione che si è tenuta 2 anni fa per impulso della precedente delegata del rettore, la professoressa Valeria Filie, presidente del CUG, anche quest'anno abbiamo collocato questo appuntamento in un arco temporale che sta tra l'11 febbraio, giornata delle donne e delle ragazze, e mi sembra un termine da sottolineare, come dire, con fiducia e con convinzione nella scienza, e l'8 marzo. Allora, l'8 marzo ha una tradizione e che tutti conosciamo, non c'è bisogno di ricordare se non che è la giornata dei diritti, la giornata internazionale delle donne. L'11 febbraio forse una data meno conosciuta della precedente, sono solo 10 anni che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto questa data come data in cui celebrare il ruolo fondamentale che le donne e le ragazze svolgono nella scienza e nella tecnologia. Questo la dice lunga, è una recente acquisizione, recente ma che ci auguriamo che venga in qualche modo sorpassata, come diceva il rettore prima, da una non più necessità di ricordare che anche le donne e le ragazze hanno ruoli molto importanti in tanti campi della scienza. Come nella precedente edizione, anche questa nasce dall'organizzazione, dal sostegno, dalla collaborazione tra diverse figure dell'università, il CUG che presiedo e il delegato alla ricerca Alessandro Trovarelli, che è qui e che ha sempre dimostrato una grande sensibilità verso la promozione della parità di genere. E i dipartimenti che hanno indicato i nomi delle 8 ricercatrici, delle 8 studiose, che in un tempo molto ridotto, sicuramente non adeguato alla profondità dei loro lavori, ci illustreranno appunto il lavoro che le impegna o che le sta impegnando in questo momento, e potranno dare un'idea di come la ricerca delle donne si sviluppi nei diversi ambiti disciplinari che vengono coltivati nelle aree scientifiche, nelle aree umanistiche della nostra università. Quindi ringrazio il delegato alla ricerca, la commissione ricerca di Ateneo, i direttori e le direttrici di dipartimento per la loro collaborazione. Come anche ha già detto il rettore, queste cose si organizzano grazie all'aiuto, alla capacità e alla disponibilità, in questo caso di Carla Fiorito, di Alessia Calligaris, dell'ufficio Terza Missione, dell'ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne. E poi un grande grazie al professor Pucillo e a Barbara Frossi che hanno proposto il nome della nostra illustre relatrice e che hanno favorito questo contatto con lei. Poi più sopra io colgo l'occasione per ringraziare
il rettore e il direttore generale per il sostegno che hanno dato e danno, e devo dirlo sinceramente, fuori di retorica, con molta convinzione, anche con l'aiuto economico, alle iniziative che il CUG promuove. Mi sembra che da questo punto di vista l'Università di Udine sicuramente mostra una bella sinergia e una bella squadra. Vi esorto a guardare la pagina del CUG nel sito di Ateneo, ci sono molte iniziative, naturalmente non le posso ricordare qui, voglio solo ricordare che nell'anno 2024-2025 siamo arrivati alla 4ª edizione del corso di medicina in prospettiva di genere. È un corso interdisciplinare organizzato dal Dipartimento di Area Medica, in particolare da Barbara Frossi, che è qui e che poi vedrete, e da Lorenza Driul, e che è rivolto a studenti e a studentesse dei corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico dell'area medica e di biotecnologie dell'Università di Udine. Il rettore ricordava che noi abbiamo un bilancio di genere. Dal 2019 l'Università di Udine prepara, stende, redige il bilancio di genere. Il bilancio di genere è una fotografia della situazione, fotografa la distribuzione di genere delle diverse componenti all'interno dell'università, personale docente, personale amministrativo, ruoli di governance, e fotografa la distribuzione di studenti e studentesse per curricula e per aree. Il bilancio di genere però anche monitora anno dopo anno le azioni che l'Ateneo promuove a favore dell'uguaglianza di genere, valutandone l'impatto che ha. E infatti, in continuità con il bilancio di genere, l'Università di Udine stende anche un piano di uguaglianza di genere, un cosiddetto Gender Equality Plan, cioè un GEP, in cui vengono appunto identificate le strategie, le azioni, gli strumenti più adeguati per promuovere una cultura delle pari opportunità e per correggere le disparità di genere. Ora, l'adozione del GEP non è soltanto così, ovviamente, una azione virtuosa, ma è un elemento essenziale che condiziona l'accesso ai finanziamenti dei programmi quadro della ricerca europea e che anche il PNRR ha acquisito come linea. Ora, l'Università di Udine promuove politiche, come ho detto, rivolte a contrastare la disuguaglianza e a favorire le opportunità e le occasioni per le donne di essere protagoniste nella ricerca, in questo caso, così come di migliorare il rapporto di genere all'interno delle carriere. Ricordo molto velocemente, poi concludo, soltanto 2 cose. Queste sono, come dire, linee di politica che non possono essere disattese, che non possono essere abbandonate, che devono continuamente essere alimentate da una volontà. È da pochi giorni, 3 giorni, che l'Università di Udine ha aderito, ad esempio, al protocollo No Women, No Panel. Questo è un progetto europeo che mira a incentivare la presenza, a proteggere, a difendere lo spazio delle donne nel dibattito pubblico, che ha quindi l'obiettivo di valorizzare le competenze femminili nella comunicazione della loro ricerca, delle loro attività. In Italia viene promosso, è stato un progetto europeo di cui si è fatto capofila in Italia la RAI e che ha stabilito appunto dei protocolli che hanno interessato le amministrazioni locali, le amministrazioni pubbliche territoriali, le istituzioni e gli enti di ricerca. L'Università di Udine, come l'Università di Trieste, come la Regione Friuli Venezia Giulia e i comuni di questo territorio hanno aderito, stanno aderendo a questo protocollo.
ultima notazione per dire come sono strade dalle quali non è possibile, diciamo, tornare indietro, anzi che ci auguriamo che vadano così avanti che non c'è più bisogno di sottolineare queste azioni. L'Università di Udine da poco partecipa anche a un progetto europeo intitolato Across, un modello innovativo di cooperazione istituzionale. Il nostro referente è il delegato all'internazionalizzazione, il professor Alberti, che è qui e che guida questo drappello dell'Università di Udine. È un'alleanza, dicevo, tra 10 università di 10 paesi europei, finanziato dagli European Education and Culture Executive Agency, e che durerà 4 anni, nei quali questo network favorirà lo scambio di studenti, favorirà lo scambio di docenti, di comunicazione, di ricerca scientifica, di esperienze didattiche anche di tipo innovativo. Uno degli aspetti preliminari che caratterizzano questa cooperazione di Across riguarda l'inclusione, la parità di genere e l'uguaglianza, e l'Università di Udine è il leader di questo gruppo per il TASC, appunto, che mira a costruire un piano condiviso di azioni e di servizi per raggiungere diversi obiettivi, tra cui appunto quello di combattere gli stereotipi culturali. Ecco quindi che una giornata come quella di oggi ha l'obiettivo di dare il giusto peso alle ricerche che nei diversi campi scientifici le ricercatrici dell'Università di Udine stanno sviluppando. Questa è solo una parzialissima vetrina, ma questo è appunto un'occasione per mostrare almeno parzialmente quello che facciamo, e con l'augurio che appunto queste politiche come dire, continuino a servirci da guida e a darci un po' di conforto in un momento in cui guardiamo sicuramente con preoccupazione a molti aspetti del tempo presente e anche con una certa apprensione per quello che riguarda il futuro. Grazie, io lascio adesso il tavolo assieme al Rettore e invito ci farebbe piacere se anche vedo l'assessora Arianna Facchin del Comune di Udine viene a darci un saluto perché in questi giorni appunto è stato completato il cartellone, diciamo così, delle manifestazioni che per l'8 marzo, no? Vengono proposte. Sì, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Sarò veramente brevissima perché non voglio sottrarre tempo alle relatrici. Intanto ringrazio il Rettore e la Professoressa Casella per l'invito e per questa collaborazione con il Comune che si rinnova per l'8 marzo. Potete immaginare quanto sia importante per la città, ma per tutto il territorio, il ruolo dell'università come presidio innovatore e come dire, punto di riferimento per quelle che sono i temi dell'uguaglianza di genere. Tra l'altro in questo programma dell'8 marzo è prevista anche una piccola mostra che sarà inaugurata proprio sabato 8 marzo presso i locali dell'ex quarta circoscrizione di via Pradamano, dedicata alle pioniere delle STEM, perché è fondamentale il ruolo dei modelli femminili per l'educazione e la formazione delle bambine e delle ragazze, per andare appunto a colmare quello che è il divario di genere ancora molto presente, soprattutto appunto in questo ambito scientifico e tecnologico, anche se credo che sia comunque un percorso avviato e che in molti contesti anche sociali e familiari siano quantomeno in via di superamento quei pregiudizi che poi
influenzano le scelte dei percorsi di studio e professionali appunto per le ragazze, e credo che sia su questo che dobbiamo continuare a rinnovare il nostro impegno, quindi proprio su un cambiamento culturale, non solo per un fatto di pari opportunità, ma anche proprio, direi, a beneficio e vantaggio di tutto il tessuto sociale, proprio in ottica di acquisizione delle competenze e dei talenti femminili. Quindi vi ringrazio nuovamente per questa iniziativa e vi auguro un buon lavoro oggi. Lasciamo il tavolo e la parola al professor Pucillo, che è ordinario di patologia generale, che introduce la nostra ospite Antonella Viola. E siamo molto orgogliosi che lei abbia accettato, perché è un esempio lampante di alta ricerca e di grande capacità di divulgazione di questa alta ricerca. Okay. Io ho grande difficoltà a presentare Antonella. Lo so, ho accettato questo grande rischio per due motivi. Uno, perché la conosco da qualche giorno. Quindi potrei raccontare qualche aneddoto. Però fondamentalmente facciamo un lavoro molto simile, soltanto lei vede alcuni aspetti delle cellule T, io vedo qualche parente delle sue cellule, quindi abbiamo avuto modo anche di incontrarci, incrociarsi. Però quello che volevo dire è che uno degli aspetti fondanti perché Antonella è qui e perché è stata invitata non è soltanto un aspetto scientifico, ma la sua poliedricità. Antonella non è soltanto una grande ricercatrice e le sue pubblicazioni lo attestano, ma è stata in grado di coniugare questa sua capacità comunicativa, perché la scienza è anche comunicazione, attraverso la scrittura di testi. Molti sono divertenti, non li cito perché alcuni preferirono dare il titolo così liberamente, sempre pubblicità. Ma anche tutto quello che è stato il suo lavoro, e questo ci tengo a sottolinearlo, il suo lavoro svolto nel corso della pandemia. Ci ha messo la faccia, potrei dire. Ha avuto anche qualche piccolo problema relato a questo. Li abbiamo avuto quasi tutti quelli che hanno cercato di comunicare l'utilità di questo, e lei si è offerta di fare un grande lavoro comunicativo e soprattutto di essere poi apprezzata e chiamata ancora oggi a fare quello che sa far benissimo, cioè comunicare scienza, ma in un modo comprensibile a chi non è esattamente di quel campo. Mi limito a questo e a dare anche un altro piccolo spunto, perché ci deve essere riconoscimento nelle cose che uno fa, e il riconoscimento è il fatto che ho 12 pagine, poi non volevo tagliare il tempo che lei ha a disposizione, di tutti quelli che sono stati i premi che ha vinto, ma soprattutto gli inviti che ha ricevuto. È stata ospite, invitata, speaker all'Harvard University, che non è PC Tuckaway, è un'università che nell'immunologia ha dato tantissimo. Si è formata in un posto che purtroppo non esiste più, che è il Basel Institute for Immunologie, Basilea, che è stata una fucina di premi Nobel micidiale. Gran parte di quello che noi sappiamo dell'immunologia è nato in quel posto, si è sviluppato, e lì lei ha dato un importante contributo in quello che è fissare, chiamiamola soglia, si chiama threshold, di come la cellula immunitaria deve iniziare, quando deve iniziare a funzionare. Io con questo termino semplicemente perché altrimenti, come dicevo, faccio io l'intervento di Antonella, quindi lascio a lei l'onore e l'onere di fare quello che sa far benissimo, cioè comunicare scienza. Prego Antonella. Grazie al magnifico rettore, grazie a Carlo
anche un amico, ci conosciamo da tanto tempo e quando ha chiamato e richiamato ho detto vabbè sì, non posso dirgli di no. Devo anche dire, come dicevo prima, che Carlo è stato importantissimo nella mia carriera, perché io a un certo punto della mia carriera scientifica, un po' messa nell'angolo anche dalle dinamiche che noi donne conosciamo bene, avevo detto ma sì, non me ne importa più niente di far carriera, non avevo insomma lasciato così, e lui un giorno era appena uscita in Italia questa cosa dell'abilitazione scientifica nazionale, che era una novità, e io ero all'estero perché mi ero presa un congedo per stare un po' con la mia famiglia, e lui mi ha chiamato e mi ha detto ma fai questa domanda, falla questa domanda dell'abilitazione. Io un po' così ho detto ma non so, ci credo, non ci credo, l'ho fatta, ho preso l'abilitazione, sono stata chiamata, quindi dovevo venire oggi, Carlo, se non altro per questo. Allora, da dove iniziare? Allora, mi ero fatta una scaletta, ma ascoltando le parole che mi hanno preceduto ho deciso di partire da un altro punto di vista, e cioè le donne nella scienza. Ha senso oggi parlare di questo argomento? Beh, se noi guardiamo i nostri laboratori, le nostre università, ci verrebbe da dire di no, nel senso che è pieno di donne. Io insegno medicina, le mie studentesse sono forse il 60% rispetto agli studenti, poi ho un laboratorio di biologia, sono 99% donne rispetto agli uomini, ma anche quando vado a fare lezione in qualche aula di ingegneria, così comincio a vedere insomma una bella percentuale di donne, almeno a Padova ce ne sono. Magari non in tutte le ingegnerie, ma insomma ce ne sono. Allora, qual è il vero tema? Il vero tema è spingere le ragazze a studiare le STEM? Sì, senz'altro, questa è una cosa importante. Però, signori, non è più solo questo. Il vero tema è come tutelare queste ragazze e accompagnarle nella loro carriera per farle diventare, per farle fiorire, per dare loro la possibilità di crescere accademicamente, crescere nella ricerca, permettere loro di diventare professoresse, rettrici, direttrici di dipartimento, responsabili di progetti europei, responsabili di progetti internazionali, oppure avere dei ruoli nelle aziende. Insomma, il vero problema è che quando noi guardiamo all'ingresso nella scienza, sono molte, almeno nel mio campo, nel mio settore, sono molte di più le donne rispetto agli uomini, ma man mano che la carriera va avanti e prosegue, ci accorgiamo che questa proporzione viene completamente rovesciata, nel senso che a un certo punto, per qualche motivo, gli uomini vengono selezionati e vincono i concorsi. Allora, questo potrebbe starci se noi partissimo dall'idea che le donne sono meno intelligenti degli uomini, cioè se noi diciamo, signori, abbiamo un cervello diverso, questo è quello che noi riusciamo a fare, siamo meno dotate dal punto di vista intellettuale, allora ci potrebbe stare questa spiegazione. Poiché le neuroscienze oggi, nonostante tanta letteratura scientifica abbia cercato di dimostrare che uomini e donne hanno un cervello diverso, che pensano in maniera diversa, che ci sono attitudini e capacità diverse, grazie alle neuroscienze moderne, oggi noi possiamo dire tranquillamente che il cervello non ha sesso, che non ci sono capacità diverse tra uomini e donne, che non ci sono abilità differenti, ma che il nostro è un cervello plastico che viene plasmato dall'ambiente, quindi è l'ambiente che determinerà moltissimo le nostre propensioni, le nostre capacità, come noi risponderemo durante poi la nostra vita. Allora, se partiamo da questa idea che non c'è questa differenza, cioè che le capacità sono uguali, che insomma non c'è una ragione biologica per spiegare questo divario, dobbiamo necessariamente dire, allora c'è qualcosa che non va. Perché se tante donne iniziano il percorso scientifico e poi ai vertici abbiamo solamente gli uomini, ci devono essere delle ragioni che dobbiamo identificare e dobbiamo cercare di combattere. Combattere perché? Perché questa è una discriminazione bella e buona, cioè noi saremo tranquilli e potremo dire che non c'è più discriminazione quando avremo un 50% di persone che si occupano in tutti i campi, anche le posizioni apicali, appunto di fare direttori di dipartimento, direttrici di dipartimento, rettori e rettrici e così via. Ora, quali possono essere le ragioni? Le ragioni sono, secondo me, principalmente tre.
Una va cercata negli stereotipi di genere che esistono e di cui ora parleremo, l'altra va cercata nei bias culturali proprio che esistono nella società e infine c'è un ruolo molto importante anche dato da quello che viene chiamato il confidence gap, cioè il fatto che le donne facciano un po' più fatica a imporsi, a credere in se stesse. Io non credo che questa sia la causa principale, ma discuteremo oggi nel mio intervento di tutti e tre questi punti. Allora, partiamo dagli stereotipi di genere. Stereotipi di genere, per darvi un'idea di che cosa sto parlando, vi faccio due esempi. Il primo viene proprio dalla tecnologia. Quando nascono le assistenti vocali, dico le, perché le prime assistenti vocali, Alexa e Siri, nascono con il genere femminile, nascono come donne, hanno voce femminile, nome femminile, hanno una voce anche suadente, scusa, non ho capito la domanda, oppure certo, come posso aiutarti? Quindi servili, disponibili, alzano e abbassano le tapparelle, spengono le luci, sono lì pronte per i nostri bisogni. Beh, fantastico, uno potrebbe dire, ma non c'è nessun bias, non c'è nessuno stereotipo di genere qui, c'è semplicemente che la voce femminile è più bella e si è deciso che tutta l'intelligenza artificiale, tutta la tecnologia sarà donna. No? Sarebbe bella questa cosa. Ahimè non è così, perché mentre nascono Alexa e Siri, appunto Alexa che alza e abbassa le tapparelle, nasce Watson. Watson ha nome maschile, voce maschile, non alza e abbassa le tapparelle, ma suggerisce gli investimenti finanziari. Allora, questo già ci dice che l'intelligenza artificiale, la tecnologia parte già con un punto di vista estremamente rigido e stereotipato. Se ci dobbiamo occupare di casa, cura, assistenza, così, allora serve che la macchina assuma il genere femminile. Se invece ci dobbiamo occupare di selezione del personale, direzione, economia, sicurezza, così il genere sarà maschile. Perché una macchina assume un genere? Una macchina assume un genere perché il genere non ha niente a che fare con la biologia. Il genere è cultura, il genere è storia, il genere è quello che noi applichiamo alla biologia. Il sesso biologico è biologico, è determinato negli esseri umani dai cromosomi, gli ormoni, la forma dei genitali, tutti insieme concorrono a determinare il sesso biologico. Il genere non ha niente a che fare con tutto questo. Vedete, io oggi, non so, sono truccata, ho gli orecchini, gli anelli. A voi sembra normale, potevo venire struccata, cioè, ci sono tante donne che non si truccano e non vi avrebbe creato problema, però se io, professor Antonello o Antonio Viola, fossi arrivato qui come uomo maschio, con orecchini, trucco in faccia, tacchi, gonna e così, qualcuno avrebbe detto, ma cioè non ci avrebbe fatto caso, forse i giovanissimi, però sono sicura che qualche battutina sarebbe, no? Un po' di ilarità nella sala ci sarebbe stata. Ha questo qualcosa a che fare con i miei cromosomi? No, non c'è nessuna ragione per cui una donna che ha un cromosoma X o un cromosoma Y debba potersi truccare e un uomo no. Basterebbe andare nella Francia del 1600, gli uomini si truccavano, avevano grandi parrucche, avevano i tacchi. In questo momento storico questa cosa è un costume che viene attribuito al sesso femminile, non a quello maschile, ma potrà cambiare ancora. Non ha niente a che vedere con la biologia. Parlando di cose più serie, se 100 anni fa noi avessimo detto che per le donne è normale essere dirigenti di industria, politiche, astronaute, beh, 100 anni fa questa sarebbe sembrata una barzelletta, giusto? Cioè, oggi per noi questa è una cosa normale, perché il genere cambia, i ruoli di genere cambiano con la storia. E ricordiamoci che però questo vale qui e ora, perché ci sono luoghi del mondo in questo preciso momento in cui alle ragazze è impedito studiare, è impedito lavorare, è impedito persino parlare in pubblico. Ecco che allora il genere davvero non ha niente a che vedere con la biologia, è semplicemente una costruzione culturale. E se è così,
le macchine ovviamente possono assumere un ruolo di genere, possono essere uomini o donne, possono essere disegnate col corpo femminile o col corpo maschile. E però qual è il vero rischio di tutto questo? Che se noi non stiamo molto attenti nella gestione di questa grande innovazione che è la tecnologia, l'intelligenza artificiale, i robot, umanoidi e così via, noi rischiamo di portare all'interno tutti gli stereotipi di genere che danneggiano le donne. Per venire a qualcosa di più vicino al tema dell'accademia e della ricerca, vi voglio parlare degli stereotipi di genere legati agli scacchi. Perché gli scacchi? Perché, forse lo sapete, i grandi maestri sono tutti uomini, donne sono poche decine, gli uomini sono un paio di migliaia. In genere si pensa che gli uomini siano più bravi a giocare a scacchi, è un'idea che c'è. Al punto tale che, forse immagino lo sappiate, ci sono tornei maschili e tornei femminili. Cioè vi rendete conto? Ci avete riflettuto? Questa non è una cosa da poco. Perché ci deve essere? Non stiamo parlando del braccio di ferro, che vabbè, e lo sappiamo tutti che gli uomini sono più forti, più massa muscolare, quindi ci sta che gli sport siano separati. Ma stiamo parlando di scacchi, logica, razionalità, costruzione di strategia. Eppure sono divisi, non sono solo divisi. L'anno scorso la Federazione Internazionale degli Scacchi ha escluso con un decreto le donne transgender dalla competizione appunto nei tornei femminili. Vi rendete conto degli stereotipi che ci sono dietro a questa decisione? Significa che per qualcuno essere stati esposti per un periodo più o meno breve della propria vita al testosterone costituisce un vantaggio nel gioco degli scacchi e quindi non possono competere con le donne che, poverine, il testosterone non l'hanno mai visto nella loro vita e quindi sono meno intelligenti, hanno meno capacità di logica. L'anno scorso è successo questo, quindi non so se ci rendiamo conto di che cosa significa. Proprio partendo da tutto questo, una mia collega, Anne Maas, una psicologa a Padova, organizzò un esperimento bellissimo. Lei scelse scacchiste e scacchisti, due gruppi, più o meno allo stesso livello di bravura, anzi allo stesso livello, e chiese loro di confrontarsi, di sfidarsi, ma non direttamente, chiese di farlo attraverso un computer, in modo che nessuno potesse conoscere il genere dell'avversario. Quello che successe fu molto interessante, nel senso che aveva scelto un gruppo omogeneo, la matematica non è un'opinione, e quindi il 50% delle vittorie erano delle donne e il 50% degli uomini. Erano bravi uguali e quindi vincevano al 50%. E fin qua tutto liscio. Questo è l'esperimento, è il controllo. Adesso inizia il vero esperimento, cioè si fa quello che viene chiamata attivazione dello stereotipo. Si dice alle donne: stai giocando con un uomo. Sapete cosa succede a questo punto? Che la proporzione 50 e 50 diventa 70-30, cioè le donne perdono, cominciano a perdere le partite. E le scienziate si accorgono che non sono gli uomini, cioè il problema non è negli uomini, gli uomini continuano a giocare esattamente nello stesso modo, non cambia nulla. Sono le donne che quando pensano di giocare con un uomo, dico pensano perché loro non lo sanno, a volte le ricercatrici dicevano dall'altra parte c'è un uomo invece c'era una donna, o il contrario, hanno fatto tutte le combinazioni possibili. Ma quando una donna pensava di giocare con un uomo, immediatamente partiva in difensiva, cambiava la sua tattica di gioco. Lo stereotipo, che anche inconsapevole, agisce dentro e ti dice non sei brava abbastanza. È un gioco in cui tu non puoi competere e quindi devi veramente, parti male, scardini completamente la tua tattica di gioco. Ora, questo esempio degli scacchi dovete riportarlo nella vita reale. Dovete riportarlo a quando, come è successo a me, si va a fare un concorso. Quando io ho fatto il concorso, tutti i miei concorsi, davanti a me c'era una commissione tutta maschile. Che cosa scatta nella mente di una donna, di una ragazza che si trova in una situazione del genere? Scatta immediatamente l'idea sono del genere sbagliato. Cioè per il posto a cui io ambisco,
bisognerebbe essere uomini, perché se sono tutti uomini, i professori ordinari, i direttori di dipartimento, i rettori e così via, vuol dire che io parto già svantaggiata. Questo non è detto che noi ce lo dobbiamo dire razionalmente. Agisce comunque questo stereotipo dentro di noi. E questo è il motivo per cui le commissioni di laurea, le commissioni di dottorato, le commissioni dei concorsi, le commissioni in Europa, io ho fatto parte per molti anni del comitato di valutazione dell'ERC, dell'European Research Council, ed era fondamentale che ci fossero delle donne all'interno, perché altrimenti immediatamente scatta nella candidata questo bias, che è stato dimostrato in maniera elegantissima dall'esperimento delle psicologhe di Padova con le scacchiste e gli scacchisti. Quindi il primo punto è: noi dobbiamo identificare tutti questi stereotipi che agiscono costantemente sulle nostre ragazze, che limitano le loro potenzialità, limitano le loro ambizioni, limitano la capacità vera e propria anche di eseguire un test di matematica o appunto di giocare una partita a scacchi. Lo stereotipo è un'idea preconcetta, una raffigurazione rigida e spesso errata di una parte della realtà, e questi vanno identificati, fanno parte della natura ovviamente, ma vanno identificati se vogliamo fare in modo che le ragazze che iniziano a studiare le materie scientifiche, così come che intraprendono qualunque carriera, abbiano la possibilità di giocarsela alla pari con gli uomini. Non è facile, perché sin da quando si è bambini questi stereotipi agiscono sulle nostre ragazze. Il secondo punto però è quello di capire il tema culturale in cui ci muoviamo. Cioè, esistono degli stereotipi di genere, abbiamo visto, ma ci sono anche una serie di bias culturali che vanno ad agire sui ragazzi e sulle ragazze nella selezione dei nostri ricercatori, delle nostre ricercatrici. E io qui, questo è un tema delicato, sa Rettore, è un tema molto delicato, perché io dirò una cosa forte, so che è forte, ma mi assumo la responsabilità di dirla. Noi dobbiamo cambiare un po' le regole dei nostri concorsi, perché, ripeto, se facciamo i concorsi e vincono sempre gli uomini, partendo dall'idea che gli uomini non sono più intelligenti delle donne, vuol dire che qualcosa c'è che non va nei criteri di valutazione che noi usiamo. E vi faccio una serie di esempi per farvi capire come questi criteri di valutazione possano essere alterati. Sono stati fatti una serie di esperimenti con l'intelligenza artificiale. Quando è nata l'intelligenza artificiale, una delle sue applicazioni è stata quella della selezione del personale. Perché? Perché si pensa, chi meglio dell'intelligenza artificiale può essere neutrale, e quindi a fare una selezione del personale che non risente di nessun tipo di bias. Ecco, solo... Non voglio dire, ma bisogna veramente avere una scarsa conoscenza di come funziona l'intelligenza artificiale per arrivare a una considerazione del genere, ma ci arriviamo a quel punto. Allora, che cosa si è visto invece? Si è visto invece che le intelligenze artificiali si è scoperto col tempo che sono sessiste, che sono omofobe, che sono razziste, di tutto di più, e ci sorprende questo? No, non ci può sorprendere, perché l'intelligenza artificiale è fatta, si nutre di dati, si consuma dati, e se la nostra storia, cioè i dati con cui nutriamo l'intelligenza artificiale, è fatta di sessismo, di razzismo, di omofobia, di violenza, è ovvio che l'intelligenza artificiale riporta tutto questo poi nei suoi programmi. Se a questo aggiungiamo che nella programmazione, c'è un 73% di presenza maschile rispetto a quella femminile, allora è chiaro il quadro, nel senso che da un lato c'è una storia che ci penalizza, dall'altro c'è una mancanza di sensibilità probabilmente da chi sta operando in quel momento, è davvero una mancanza di sensibilità, non è una donna in questo momento che sta facendo la femminista per niente. Ricordiamoci, siamo tutti maggiorenni. Mi perdona se dico una parolaccia in un'aula accademica, posso dirla?
dovrei dirla per farvi capire che cos'è. Vabbè, non la dico, perché sennò il rettore poi non me la fa passare. Beh, ma insomma, nella prima versione di Siri, se voi aveste rivolto un insulto pesantemente sessista a Siri, io lo dico senza togliendo la parolaccia, ma ve la potete immaginare, Siri sei una prostituta, Siri avrebbe risposto così: se potessi arrossirei, cioè avrebbe flirtato con voi in risposta all'insulto sessista che le stavate rivolgendo. Ora, chi ha disegnato questa risposta? Cioè, voglio dire, basterebbe questo caso per far capire quanto sia importante che ci siano delle donne a prendere le decisioni quando si decide come deve rispondere un algoritmo a un insulto. E sono state necessarie le proteste dei movimenti femministi per cambiare questo insulto, perché all'inizio era questo lo standard: flirtare contro chi ti stava attaccando con violenza, chi ti stava umiliando, chi ti stava offendendo, che è quello che ci si aspetta, no? Dalle donne, perché altrimenti sono sempre arrabbiate e chissà perché, che cosa vogliono, no? E allora però torniamo alle nostre ricercatrici. Quando mi sono trovata una volta in una commissione dell'European Research Council, eravamo 14 persone tra i membri esaminatori, di cui 12 uomini e 2 donne. E ricordo che questa volta ci stavamo analizzando il curriculum di una ricercatrice pazzesca, aveva un sacco di pubblicazioni, Grant, bravissima. E a un certo punto un membro della commissione ha cominciato a dire: sì, ma non vedete, non viaggia, non va ai congressi, non possiamo darle l'IRC perché sicuramente non è così, la sua ricerca evidentemente non è così di impatto se non la invitano ai congressi. Ecco, io ricordo che quella volta ho proprio tenuto la commissione fino alle 10 di sera in quella stanza senza farli uscire, cercando di difendere la collega. Poi giustamente ci sono riuscita, argomentando e cercando di far capire al mio collega che una donna, questi tra l'altro erano i consolidator, per cui non le donne di 50 anni, 60 anni che applicano, ma le donne che sono tipicamente tra i 38 e i 45. E io cercavo di spiegare al collega: magari non viaggia perché deve stare a casa con i figli, magari ha avuto delle maternità e non si può allontanare per questo motivo, magari non viaggia anche perché, diciamo la verità, gli uomini sono molto più invitati delle donne ai congressi, perché ora le cose man mano stanno cambiando, ma il potere, è una specie di gruppo di amici che si autoinvita, no? E le donne spesso venivano escluse da queste cose. Poi devo dire che molto spesso le donne hanno troppe altre cose da fare per andare ai congressi e non piace molto, diciamo, è una cosa che comunque non dovrebbe essere un metodo di giudizio, perché se io pubblico molto bene e ho finanziamenti competitivi, vuol dire che la mia ricerca è buona. E allora questo è un altro criterio, no? Questo è un esempio di come i criteri siano stati disegnati per favorire in qualche modo la carriera maschile. Se noi non teniamo conto del fatto che le donne nella nostra società hanno un ruolo importante nella cura, che sia di un genitore anziano, che sia dei figli, ci sono tutta una serie di situazioni che ci costringono, non è che noi lo scegliamo, ma ci costringono, a volte si sceglie per carità, ma spesso si è costretti perché così è la società, così è stata impostata. Non possiamo non tenerne conto quando facciamo la selezione del personale. E vi dicevo prima, mi ero persa, l'intelligenza artificiale nella selezione del personale, è stato chiaro che preferivano gli uomini. Perché? Perché il programma era stato impostato preferendo l'uso di alcuni linguaggi, di alcune parole. Per esempio, gli uomini usano più spesso la parola competizione, le donne usano più spesso la parola collaborazione. Allora basta che io do più punteggio all'una o all'altra, ecco che cambierà il risultato finale. Le donne difficilmente usano io sono la più,
eccezionale, la più brava. È stato fatto uno studio nel mio campo, nelle materie scientifiche, ed è stato dimostrato che, a parte che è facilissimo capire se uno studio è stato scritto da un uomo o da una donna. Perché? Perché gli uomini usano molto più parole tipo rivoluzionario, prima volta in assoluto, super innovativo, no? Groundbreaking, queste cose così, mentre difficilmente le donne lo usano. Perché difficilmente lo usiamo? Perché facciamo fatica a dire che questo risultato è eccezionale, che la mia idea è la migliore idea che tu possa finanziare? Perché c'è quella storia del confidence gap che ci limita sin da quando siamo bambine, e che l'esperimento della partita degli scacchi ha mostrato perfettamente. È proprio un problema di non avere abbastanza fiducia in noi stesse. Ma signori, noi non è che non abbiamo fiducia in noi stesse perché nasciamo così. Non è nel cromosoma X questa caratteristica, sta nell'ambiente che fa sentire le bambine fragili, insicure, che devono essere perfette, che prima... Sapete che le donne, per rispondere a un'offerta di lavoro è necessario che, coprano l'80% dei requisiti richiesti, gli uomini il 60%. Questo è anche interessante, cioè una donna risponde solo se corrisponde perfettamente alla descrizione del lavoro, l'uomo più o meno, ma fanno bene gli uomini, perché poi c'è adattabilità. Non sto dicendo che sbagliano gli uomini, stiamo dicendo che noi chiediamo troppo a noi stesse, cioè dobbiamo essere super perfette per metterci in gioco. Da questo punto di vista anche tutta la comunicazione che è stata fatta e che viene giustamente fatta su Marie Curie, e certo Marie Curie è stata meravigliosa, eccezionale, ma non abbiamo bisogno di essere come Marie Curie per meritarci di fare ricerca, no? Cioè noi dobbiamo avere il diritto di essere normali e con la nostra normalità e la nostra serietà e il nostro impegno portare avanti il nostro lavoro. Non è che dobbiamo per forza essere così, perché ai nostri colleghi di sesso maschile non viene chiesto a tutti di essere dei premi Nobel, gli viene chiesto semplicemente di lavorare. Quindi anche noi avere questi paragoni così pesanti, no, da portarci dietro non è sempre la strategia giusta per convincere le ragazze a intraprendere la nostra strada, perché naturalmente non saremo tutte Marie Curie, è un'eccezione, ma come è un'eccezione nel mondo femminile è un'eccezione nel mondo maschile. La maggior parte di noi farà bene il proprio lavoro e darà il suo piccolo contributo alla scienza. La scienza poi è fatta da tanti piccoli contributi che ogni tanto portano all'idea geniale che salta fuori. Voglio chiudere il mio intervento su un tema che a me sta molto a cuore e che è il vero tema, secondo me, di cui dobbiamo occuparci noi che ci occupiamo di scienza, che è quello della Gendered Innovations. Gendered Innovations è una disciplina che nasce nel 2005 a Stanford da una storica della scienza e che è diventata adesso un approccio alla ricerca in generale a livello mondiale. Che cosa dice la Gendered Innovations? Dice che noi dobbiamo sforzarci di portare nell'analisi scientifica, nell'analisi dei dati, nei disegni dei nostri esperimenti, la variabile delle differenze legate al sesso e al genere. Questo è fondamentale. Che cosa vuol dire? Faccio un esempio pratico, così ci capiamo tutti. Lo faccio nel mio campo, la medicina. La medicina è stata, fino a non molti anni fa, una medicina fatta da maschi bianchi per maschi bianchi. Fino al 1993 le donne erano escluse dagli studi clinici. Cosa vuol dire? Vuol dire che le aziende farmaceutiche dovevano testare un nuovo farmaco, una nuova terapia, lo testavano negli uomini. Studiavano gli effetti collaterali, la tossicità, l'efficacia, tutto il profilo così, dopodiché veniva approvato il farmaco e si usava anche nelle donne. Okay? Partendo da, non lo so se da un lato
mancanza di conoscenza, cioè pensare che siamo uguali, che non abbiamo differenze, dall'altro anche perché diciamo che questa cosa era nata con l'idea che bisognasse evitare di fare sperimentazioni cliniche nel corpo femminile perché un giorno una donna poteva dover avere una gravidanza. Però con questa cosa, con questa scusa, praticamente di nuovo hanno deciso per noi, perché in sperimentazione clinica ognuno sceglie se partecipare o non partecipare, ma a un certo punto un gruppo di uomini ha deciso che le donne non dovevano scegliere, che le donne dovevano essere escluse in nome di una gravidanza futura e che quindi si sarebbero dovute adattare ai farmaci sperimentati negli uomini. Questo ha delle conseguenze pazzesche. Farmaci ritirati dal commercio per tossicità. 8 su 10 farmaci che sono ritirati dal commercio sono ritirati per tossicità sulle donne. Perché? Perché non siamo uguali. Oggi lo sappiamo, la fisiologia, la medicina è nata studiando il corpo maschile, perché solo gli uomini studiavano medicina, andavano all'università e si facevano le misurazioni tra di loro, oppure lo facevano grazie all'esercito, ai militari, che però di nuovo erano solo uomini. Quindi c'è stata a lungo una grande ignoranza sul corpo femminile. Noi oggi sappiamo che il corpo femminile è completamente diverso da quello maschile quando parliamo di malattia, di farmaci, di terapia. Abbiamo non solo dimensioni diverse, ma abbiamo proprio funzionalità diverse. Il sistema immunitario, io sono un'immunologa, Carlo è un immunologo, il sistema immunitario della donna è diverso da quello di un uomo. L'80% dei pazienti che soffrono di malattie autoimmuni sono donne. 8 su 10 pazienti malati di tutte le malattie autoimmuni che potete immaginare, 8 su 10 sono donne. Questo chiaramente ci sta dicendo che il sistema immunitario è diverso. Le donne rispondono molto meglio alle vaccinazioni, hanno titoli anticorpali più alti, le donne sono più resistenti alle malattie infettive e infatti durante il Covid l'abbiamo visto che uno dei fattori di rischio era essere un uomo. Ma questa era una cosa che noi sappiamo da tanto tempo. Eppure, nonostante sappiamo questa cosa da tanto tempo, sappiamo della maggiore reattività del sistema immunitario, sappiamo del fatto che le donne sono più protette dalle infezioni, che hanno però più effetti collaterali anche ai vaccini. Nel mondo, tra il 70 e l'80% delle reazioni avverse ai vaccini hanno interessato le donne. Dalle più lievi a quelle più severe hanno interessato le donne. Ci sorprende? No, ma lo sapevamo anche per i vaccini di prima. Allora, che cosa vogliamo dire con questo? Nonostante tutto questo, ancora oggi, durante il Covid, è stata fatta una differenziazione sulla base del sesso, di come affrontare la terapia, la vaccinazione, il programma vaccinale. No. Non è stata fatta, ancora siamo considerati tutti uguali, ancora durante il Covid i dati che venivano prodotti non erano disaggregati sull'analisi, facendo un'analisi disaggregata per genere, uomini e donne, per vedere bene efficacia, sicurezza, complicazioni. Allora, questo porta chiaramente a un ritardo nella conoscenza, questo porta chiaramente a una cura meno efficace. L'altro tema fondamentale è quello del cuore delle donne. A lungo le malattie cardiocircolatorie sono state considerate un problema maschile. Perché? Perché effettivamente se prendiamo dei uomini e donne giovani, maschi e femmine giovani, il rischio cardiovascolare è più alto negli uomini, nei maschi giovani. Ma quando andiamo dopo la menopausa, questo cambia completamente e oggi in Italia muoiono più donne di malattie cardiocircolatorie che uomini. Eppure, non solo i farmaci sono stati studiati tipicamente sugli uomini, perché pensate, le donne sono entrate in sperimentazione clinica nel 1994, quindi la maggior parte dei farmaci che usiamo all'epoca non è stata sperimentata sulle donne. Ma non solo questo, il fatto che le donne abbiano un cuore diverso rispetto agli uomini e che quindi i problemi cardiocircolatori si manifestino in maniera diversa, fa sì che ancora oggi le donne non siano curate nel modo giusto. Quando io chiedo ai miei studenti, io insegno al terzo anno di medicina a Padova, quando chiedo ai miei studenti qual è il sintomo, quali sono i sintomi di un infarto,
loro mi rispondono un fortissimo dolore al petto, tipo una morsa, una specie di senso di costrizione che si irradia al braccio, può salire. E io rispondo ok, perfetto. E nelle donne? E loro mi guardano e mi dicono, prof, è uguale, e il cuore quello è. E invece no. E invece nelle donne l'infarto, 2 su 3 donne che hanno un infarto, manifestano un infarto senza dolore, che non è accompagnato da questo fortissimo dolore che invece è tipico dell'infarto maschile. Manifestano un infarto, per esempio, con un affanno anche al riposo, oppure con una sensazione di ansia improvvisa e inspiegabile, una stanchezza, oppure sintomi gastrointestinali. C'è la professoressa Baggio, che è stata la prima donna in Italia ad avere una cattedra di medicina di genere a Padova, che racconta di sue pazienti che stavano avendo un infarto e sono finite chi in psichiatria, chi in gastroenterologia. Ancora oggi ci sono dati pubblicati sul New England Journal of Medicine, che le donne che vanno in un pronto soccorso ricevono una diagnosi più tardi rispetto agli uomini. Perché? Perché la medicina, il corpo femminile, i sintomi delle donne, il modo in cui la malattia si manifesta nelle donne è ancora poco studiato e poco noto. Ora, mettendo insieme tutto questo, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che noi abbiamo bisogno delle gendered innovations, questo riguarda la medicina, cioè il valore di portare la visione di genere, le differenze di genere, di sesso nella tecnologia e nella ricerca. Nella medicina spero di avervi convinto che è chiaro, dobbiamo curare il 50% della popolazione mondiale, non dico al meglio, ma almeno così come curiamo l'altro 50%, no? Almeno questo, portare una parità di diagnosi, prevenzione, accesso alle cure. Ma così come è chiaro e importante questo messaggio nella medicina, è altrettanto importante nella tecnologia, per le ragioni che vi dicevo prima, e nella scienza in generale. Se noi non cominciamo a capire che la complessità del mondo in cui stiamo vivendo, che ha grandissime potenzialità, grandissime, mi rivolgo ai più giovani, non so se vi rendete conto, avete un mondo terribile sotto alcuni punti di vista, ma sotto altri incredibile, cioè la possibilità di viaggiare nello spazio, l'intelligenza artificiale, se usata bene, è uno strumento incredibile. Curiamo malattie che pensavamo incurabili, possiamo modificare il DNA, abbiamo capito come modificare il DNA e curare malattie che erano una condanna a morte, che non c'era niente da fare. Stiamo sconfiggendo il cancro, non abbiamo ancora vinto, ma i risultati sono sempre più incredibilmente positivi. Insomma, ci sono una serie di cose, di buone notizie, ma tutta questa complessità, che mettete da una parte le buone notizie, dall'altra lo stato di salute del pianeta, le guerre, insomma c'è veramente un mondo complesso. Questa complessità non può essere gestita ancora solamente dal punto di vista maschile, come è stato finora. La complessità necessita più approcci, necessita un approccio non monocorde, un approccio sinfonico. Ed ecco che quindi è importante che le ragazze studino, che le ragazze accettino la sfida di imbarcarsi anche in imprese che saranno difficili, perché si troveranno in ambienti magari un po', non dico ostili, no, ma sicuramente in cui non sarà facile per loro andare avanti, e quindi questo è importante, è un messaggio importante da dare, ma dall'altra parte noi che siamo un po' più anziani, noi dobbiamo fare in modo di costruire una serie di tutele per queste ragazze, per far sì che poi non è che arrivano al postdoc e devono abbandonare perché non riescono a conciliare la famiglia col lavoro, perché non vincono i concorsi, perché vedono sempre altri che passano davanti. Dobbiamo fare in modo di poter dire a queste ragazze: credete nel vostro futuro, studiate la scienza, perché la scienza è la risposta che dobbiamo
che servirà per rispondere a tantissime delle domande così difficili e complesse del nostro futuro, perché serve il punto di vista femminile per tutte le ragioni che abbiamo detto, e dobbiamo però anche dire loro: se ve la giocherete bene avrete tutte le carte in regola e tutte le possibilità per arrivare ovunque voi vogliate. Oggi non sono sicura che possiamo dire esattamente ancora questo, e questo è colpa della nostra generazione. Quindi l'invito è duplice: ai giovani, ma soprattutto a noi. Dobbiamo un po' modificare le regole del gioco per aiutare le ragazze a poter essere competitive, libere da condizionamenti ambientali. Grazie. Grazie. Beh, grazie infinite a questo intervento, grazie ad Antonella Viola per questo intervento, scusate qui è un po' basso, per questo intervento veramente meraviglioso, anche con la capacità che conoscevamo, ma che abbiamo potuto verificare di nuovo anche qui, di comunicare quello che stavi dicendo. Grazie. Adesso abbassiamo le aspettative e tocca a me illustrarvi dopo questo mirabile intervento i risultati di un progetto che l'Università di Udine ha sviluppato, il progetto Pari opportunità e inclusione nelle materie STEM, un progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con un finanziamento che apparteneva a un asse appunto giovani e partecipazione di derivazione ministeriale. Dunque l'obiettivo che si proponeva era appunto quello di contrastare i pregiudizi, gli stereotipi di genere nell'accesso alla formazione STEM, cioè a quelle materie appunto che riguardano science, technology, engineering e mathematics soprattutto. Dunque questo contrasto poteva avvenire attraverso la proposta di alcune azioni che sono state sviluppate con dei progetti universitari, poi vedremo meglio della nostra università, poi vedremo meglio quali, proporre delle azioni che incentivassero appunto l'orientamento delle studentesse delle scuole superiori e soprattutto a queste figure che è stato rivolto questo lavoro, queste azioni che sono state condotte verso i corsi di studio universitari e le materie STEM, con l'obiettivo di ridurre la disparità di genere, perlomeno nell'accesso alla formazione universitaria. Se vediamo infatti quali sono i dati che noi abbiamo come guida, diciamo così, come fotografia, vi parlavo prima del bilancio di genere che è una fotografia delle condizioni, questa fonte è il bilancio di genere dell'Università di Udine nel 2002, ci sono due gruppi, due aree disciplinari che sono quelle della tecnologia, dell'informazione e della comunicazione e l'area di ingegneria e architettura e ingegneria, diciamo, che sono quelle che mostrano una sofferenza della presenza femminile con percentuali molto basse. Il bilancio del 23 corregge in miglioramento un po' di 2 punti i valori per quanto riguarda il rapporto nella laurea triennale, ma peggiora quello, sempre di 2 punti circa, che riguarda il rapporto tra studentesse e studenti nelle lauree magistrali. Che interventi sono stati fatti con questo finanziamento regionale dall'Università di Udine? Il primo piano di intervento è stato quello di un'analisi di fatto, dello stato di fatto, delle condizioni che costituiscono ostacolo per la scelta da parte delle studentesse dei corsi di formazione scientifico-tecnologica e quale
potrebbe essere l'incidenza dei pregiudizi e degli stereotipi di genere nell'accesso alla formazione STEM. Un secondo gruppo di interventi invece erano interventi mirati e partecipativi, sviluppati dal Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, dal Politecnico di Ingegneria e di Architettura e di nuovo dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Relativamente al primo punto, quello dell'analisi dello stato di fatto, due colleghi, Alessio Fornasini e Laura Pagani, hanno condotto un'indagine su giovani donne e materie STEM. Naturalmente la mia illustrazione di tutte queste azioni sarà molto superficiale, breve, sintetica, andrebbero analizzati con più forza e anche da coloro che hanno sviluppato queste azioni. Lo faccio io in quanto delegata, perché questo progetto partito e promosso e voluto dalla precedente delegata Valeria Filì si è concluso sotto il mio mandato, quindi mi incarico di illustrare molto brevemente questo progetto. Allora, sono state condotte 3 indagini, una sugli studenti e studentesse delle scuole superiori degli ultimi 2 anni, delle scuole superiori, di tutte le scuole superiori di ogni area della regione Friuli Venezia Giulia, sugli studenti attualmente iscritti all'università e sui laureati che, come vedete, hanno risposto molto meno. La forte differenza tra studenti delle scuole superiori e universitari nel rapporto tra uomini e donne è data dal fatto che questa è un'indagine dove il campione non è un vero e proprio campione probabilistico, sono autorispondenti, cioè questi questionari sono stati diffusi nelle scuole, ma soltanto chi voleva ha risposto. Il dato è un po' viziato per quanto riguarda gli studenti nel rapporto tra uomini e donne rispetto delle scuole superiori rispetto a quelli dell'università, perché invece c'è stata una sorta di accordo maggiormente coercitivo in una scuola che è l'Istituto Tecnico Malignani, dove la presenza degli uomini è molto superiore e dunque qui hanno risposto anche più uomini, quando invece solitamente sono le donne che si rendono disponibili a rispondere a queste domande. Nella slide successiva, che è soltanto una di quelle che sono state prodotte come risultato di questa immagine, rispetto alle domande perché iscriversi a un corso universitario STEM, naturalmente quello che prevale sono i fattori e gli elementi attivi. Mi piacciono queste materie, voglio fare questi determinati lavori. È interessante ragionare però sui fattori invece passivi, dove noi vediamo, sempre andando molto velocemente e non approfondendo o confrontando questi dati con quelli dell'altra parte della ricerca, dove è molto interessante vedere qual è il ruolo degli insegnanti. Mi sono appassionato grazie ai miei insegnanti. Il peso dell'insegnamento, il peso dell'indirizzo, il peso dell'indicazione degli insegnanti è più alto per le ragazze che per i ragazzi, diciamo. Una seconda, e passiamo dunque non tanto all'azione che è stata fatta di analisi dello stato di fatto con questo questionario, ma alle azioni che invece sono state sviluppate come azioni di orientamento in sostanza e condotte da colleghe di dipartimenti diversi. Questa è una che si è appunto condotta e sviluppata grazie al lavoro di questa collega Antonina Dattolo del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, che forse è uno di quelli dove la presenza femminile è sicuramente più ristretta. Antonella Dattolo si è inventata molte attività, ha pensato a molti progetti che riguardano una sorta di percorso informatico a tappe che partiva dalle visite ai laboratori informatici, dove le studentesse
delle scuole superiori hanno anche sviluppato e progettato delle applicazioni, dunque visita ai laboratori virtuali, quelli che riguardano aspetti della sicurezza informatica, dunque diciamo attività che hanno impegnato queste studentesse in diversi campi in cui l'informatica ha un peso e che hanno portato anche, come vedete, in diverse occasioni, in diversi momenti, a sviluppare differenti attività partecipative con le studentesse e con gli studenti di queste scuole. È stato fatto anche un video contest a premi, tutte attività di orientamento che effettivamente hanno avuto, per quanto viene, come dire, riferito dall'analisi di quanto abbiano poi inciso o avuto efficacia questo tipo di azioni, anche questo video contest a premi è stato molto partecipato e gli studenti e le studentesse hanno preparato dei lavori video che sono stati poi mostrati, fino ad arrivare ad una operazione interessante di comunicazione, di costruzione di uno spettacolo teatrale. Uno spettacolo teatrale si è tenuto a Gorizia e si è tenuto anche a Udine e continua a tenersi. Lo spettacolo si chiama Let It Beat, quindi anche con un titolo molto accattivante, in cui le studentesse e gli studenti delle scuole superiori sono stati guidati da questa compagnia che si chiama Topi da Laboratorio. Sono dei ricercatori di fisica e di chimica del CNR e una ricercatrice di informatica dell'Università di Trieste. Questo spettacolo è così piaciuto che una manifestazione che si chiama Stimarsi, anche questo mi sembra un bel titolo, che si tiene a Verona, ha chiesto di poterlo rappresentare nuovamente quest'anno nel 2025, quindi abbiamo anche esportato questa iniziativa. Il secondo progetto è quello delle colleghe di ingegneria e di architettura del Dipartimento appunto Politecnico di Ingegneria e di Architettura. Cristina Conti e Antonella Meneghetti hanno guidato un gruppo di ricerca che un gruppo di lavoro che voi vedete composto dalle persone indicate qui sotto, e anche qui hanno, come dire, aderito, sono state coerenti, allineate sui contenuti del programma che era quello che dava un inquadramento al finanziamento regionale, appunto nell'intento di identificare delle azioni che fossero efficaci per portare a un aumento dell'interesse, delle iscrizioni, dell'avvio delle carriere di studio delle studentesse nelle materie STEM, e hanno fatto diverse attività anche qui. Attività nei laboratori di ingegneria e di architettura, ma soprattutto di ingegneria, coinvolgendo tutti gli ambiti delle ingegnerie civile, ambientale, gestionale, elettronica, industriale, per la sostenibilità ambientale e meccanica, e per quanto riguarda architettura con attenzione al progetto, al processo e al prodotto di queste attività. C'è stato poi quest'altra molto apprezzata, devo dire, iniziativa del cosiddetto Grand Tour delle ragazze, il Grand Tour in rosa, ingegneria e architettura in rosa, in cui non si sono le colleghe limitate soltanto, come dire, a una attività di orientamento che insistesse sul valore di uno studio, di una formazione in queste materie, ma hanno portato le studentesse in visita a 4 aziende di eccellenza del territorio, la Danieli, l'Electrolux Professional, la Lima Corporate e la Permastil Lisa, mostrando appunto quali fossero le possibilità di carriera che
venivano offerte nel territorio regionale dopo una formazione in queste materie, quali potevano essere le diverse opportunità di carriera e anche quali fossero le diverse politiche aziendali in materia di genere promosse da queste 4 aziende. L'ultimo, c'è stata poi anche una partecipazione a una tavola rotonda come occasione di confronto con i dirigenti della pubblica amministrazione della regione e l'università. L'ultima iniziativa che nell'ambito di questo progetto è stata sviluppata riguardava un corso di educazione finanziaria, un altro dei grandi ambiti nei quali la presenza femminile è sottorappresentata, condotta da questa collega del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Enrica Bolognesi, che appunto ha tenuto un corso di educazione finanziaria. Voi vedete, educazione finanziaria tenuta da donne per le donne, in un periodo sempre corrispondente a questi 2 anni, dal 2023 al 2023-2024, in cui questi progetti si sono sviluppati. Questo era per dare in questo momento in cui come dire, celebriamo questa occasione di Donne nella Scienza un report di quanto questo progetto abbia effettivamente potuto sviluppare in diverse aree, perché ci fossero appunto azioni che miravano sostanzialmente a politiche di orientamento in ingresso, diciamo. Non abbiamo ancora i risultati, questo progetto è finito nel 24, quindi c'è bisogno di un po' di tempo per misurare, e soprattutto era rivolto a studenti e studentesse del 4º e del 5º anno delle scuole superiori, quindi abbiamo bisogno ancora di un po' di tempo per poter misurare effettivamente, eventualmente, il successo di queste iniziative e l'incidenza di queste iniziative per quanto riguarda un maggior numero di iscrizioni nei corsi dell'Università di Udine in queste materie. Io concludo e adesso ascoltiamo la illustrazione delle ricerche delle nostre 8 ricercatrici che sono state identificate in ogni dipartimento. Chiedo allora alla professoressa Frossi di venire qui e di condurre questa parte della nostra giornata. Bene, buon pomeriggio a tutti, a tutte. Iniziamo allora la seconda parte di questa giornata, che vuole proprio dare spazio alle eccellenze femminili del nostro Ateneo, invitando una rappresentante per ogni dipartimento a presentare in 10 minuti, 15 minuti, che è un tempo veramente ridotto, lo sappiamo, ma è necessario per poter dare spazio a tutti, la propria attività di ricerca. E cominciamo con il mio dipartimento, il Dipartimento di Medicina. È con piacere che invito la collega, la professoressa Daniela Cesselli, professoressa associata di anatomia patologica, che ci parlerà dei modelli in vitro basati sul paziente e lo studio per i gliomi. Prego. Buon pomeriggio, sono molto contenta e molto onorata di essere qui. Sono appunto un medico atipico, una specie di dottor, come dice mio papà, con grande orgoglio comunque, e quindi ci occupiamo in questo momento di medicina di precisione, no? Quindi il tentativo di cercare di curare i pazienti capendo quelle che sono le caratteristiche della malattia quando si presenta, ma anche come si evolve. Stiamo cercando, ok? Ancora non ci siamo. E mi occupo in questo caso di gliomi. La ricerca non si fa da soli, soprattutto credo anche nel mio campo, e quindi ho cercato di ricordare le varie persone nelle diapositive. Il professor Scrap, il professor Beltrami e Antonio Beltrami li devo citare perché su questo progetto lavoriamo insieme dal primo giorno, quindi non posso non citarli. Cosa sono i gliomi? I gliomi sono dei tumori che nascono dalla glia. La glia sono le cellule di supporto ai neuroni. E queste neoplasie sono fortunatamente rare, ma hanno una prognosi molto severa.
si distinguono in base al grado di malignità. Abbiamo quelli ad alto grado, che sono caratterizzati da una prognosi severissima, una mediana di sopravvivenza di 14 mesi, e poi abbiamo invece i gliomi che sono di basso grado, ma comunque molto insidiosi. Perché? Perché anche se la prognosi parliamo di anni in questo caso, nel 70% dei casi entro 5-10 anni dall'intervento si ripresentano, hanno un'aggressività maggiore e possono portare a morte il paziente. Il problema, quindi negli alto grado lo capiamo benissimo, c'è bisogno di nuove terapie. Nei basso grado è ancora più sottile perché questi pazienti a volte sembrano uguali ma hanno prognosi molto diverse, e due, il medico non sa che cosa fare dopo l'intervento chirurgico. Noi sappiamo che nelle altre neoplasie, una volta fatto l'intervento chirurgico, si può fare la radio, la chemioterapia per cercare di ridurre la probabilità che la malattia si ripresenti. Nel caso dei gliomi a basso grado la terapia può essere o radio o chemioterapia, ma entrambe hanno una neurotossicità che nel caso della radioterapia è cronica e porterà inevitabilmente delle conseguenze che non sai se sei giustificato a dare al paziente se ti aspetti 10 anni di benessere dopo. E quindi non si sa bene ancora, non ci sono terapie adiuvanti, no? Quindi dopo la chirurgia ben definite. E quindi queste le nuove sfide. Perché è così terribile o comunque il glioma? Quali sono le caratteristiche che lo rendono così difficilmente curabile? Uno, perché ha una tendenza ad infiltrare il tessuto già dall'inizio. È una modalità di infiltrazione abbastanza peculiare perché è a singola cellula, a guerriglia indiana, che rende molto, no, l'idea, lungo delle vie che sono sì predefinite, ma caratterizzate da degli spazi molto ristretti, per cui il meccanismo col quale invadono è diverso da quello che c'è negli altri tessuti. E l'altra cosa è legata al fatto che il cervello, noi sappiamo, ha delle zone, ogni zona ha una funzione precisa, per cui il chirurgo non è che può esagerare, no, nell'eliminare la neoplasia, perché devi comunque garantire la vita ma anche la funzionalità. E quindi la radicalità chirurgica è praticamente difficilissima da ottenere. Il secondo motivo è che noi sappiamo che tutti i tessuti, compreso quelli tumorali, hanno una popolazione di cellule che sono le veramente responsabili della neoplasia, che sono le cosiddette staminali. E noi sappiamo che se non eliminiamo le staminali, che sono quelle capaci di autorinnovarsi, non riusciremo ad eliminare la neoplasia, si riformerà. Quindi se a migrare sono le staminali, inevitabilmente potrà ripresentarsi magari a distanza la lesione. E l'altro punto, che è quello sul quale abbiamo lavorato tanto noi, è il fatto che ormai si sa che tutte le caratteristiche della neoplasia sono legate all'interazione continua tra cellule tumorali e microambiente tumorale. Che cos'è il microambiente tumorale? Tutte le cellule normali, in apparenza, i vasi, la glia, la microglia, le cellule del sistema immunitario, che normalmente dovrebbero contrastare il tumore e che invece vengono in qualche modo convinte a supportare la crescita del tumore. Quindi il tumore è il risultato, no, di questa continua interazione. E l'altro grosso problema è che il tumore cambia, è diverso da un paziente all'altro, ma è diverso anche nello stesso paziente a seconda della sede e cambia nel tempo, anche magari in conseguenza alle terapie. Quindi tutte queste cose rendono difficile il trattamento di questa neoplasia. Allora, che cosa abbiamo fatto noi, stiamo facendo? Noi abbiamo cercato di creare questi modelli in vitro basati sul paziente. Che cosa significa? Che quando dalla neurochirurgia ci arriva il frammento del tumore, noi mettiamo questo frammento, le cellule di questo frammento in coltura e selezionando con dei terreni appositi riusciamo ad ottenere due popolazioni di cellule, le cellule staminali del glioma, GSC, come vedrete scritto nelle diapositive, che sono quelle le vere staminali, quelli che se io inietto in un topino mi ridanno la neoplasia. E invece le cellule che supportano la crescita del tumore, che noi abbiamo definito GASC, Glioma Associated Stem Cells,
che non sono cellule tumorali, ma partecipano alla crescita del tumore, quindi rappresentative di quello che è il microambiente tumorale. E abbiamo anche studiato gli esosomi o vescicole piccole vescicole extracellulari, come si vuole che vengano chiamate adesso, che fanno da mediazione tra il microambiente tumorale e le cellule tumorali. Che cosa sono gli esosomi? Così dopo avete tutti i pezzettini per seguirmi. Sono queste vescicole che vengono rilasciate dal tumore, fanno parte proprio dei meccanismi di comunicazione intercellulari. Sono molto piccole, hanno delle dimensioni dei nanometri, no? 1/1000 di millimetro, e hanno all'interno delle molecole, lo viene definita un cargo molecolare, cioè tutta una DNA, RNA, proteine che possono trasferire alle cellule bersaglio, una sorta di cavallo di Troia. No? Quindi entro nella cellula target e porto un contenuto che potrà modificare la cellula bersaglio. Quindi noi, le GASC, queste cellule del microambiente, sono contenta di presentarle perché questo è un prodotto, diciamo, del nostro laboratorio. Tra l'altro è qualcosa che abbiamo trovato cercando altro, no? Forse come le cose migliori. Noi volevamo dimostrare che eravamo capaci di trovare, di avere un metodo migliore di quello che c'era per isolare le staminali del tumore, invece ci siamo imbattuti con queste cellule che ci hanno preso in giro per un po', perché crescevano come le cellule tumorali, ma non davano tumore. Però poi abbiamo scoperto che supportavano le cellule tumorali, quindi aiutavano le cellule tumorali a rendere la neoplasia ancora più aggressiva. Ma quello che ci ha colpito è il fatto che queste cellule noi le prendevamo da pazienti che poi hanno dimostrato di avere una prognosi diversa. E la cosa che ci ha colpito è che le caratteristiche di superficie di queste cellule erano capaci di prevedere la prognosi del paziente. Perché magari non siete abituati alle curve noi le chiamiamo di sopravvivenza. Vedete il grafico sotto? Abbiamo nella scissa i mesi, si va da 0 a 72 mesi, 6 anni. In ordinata la probabilità di essere ancora in vita. Chi aveva le GASC verdi, a 6 anni tutti erano ancora in vita. Okay? Chi aveva le GASC rosse, dopo a 4 anni nessuno era ancora in vita. Ed è stato incredibile per noi, no? Riuscire a prevedere 6 anni prima quello che sarebbe stato del paziente. Quindi abbiamo detto, abbiamo in mano qualcosa che può veramente ricordare quello che è il paziente. E da lì abbiamo iniziato a lavorare. Quindi ci siamo chiesti se le GASC, se vado a studiare le GASC dei pazienti con buona prognosi, con le GASC dei pazienti che hanno avuto cattiva prognosi, perché sono diverse? E allora, utilizzando la trascrittomica, no, che va a studiare tutti i trascritti, abbiamo visto che differiscono in trascritti che sono legati alla risposta immunitaria, alla risposta infiammatoria, al metabolismo. E che questi dati che noi avevamo preso dalle GASC di 6 pazienti davano delle informazioni che poi valevano in una casistica di 146 pazienti, ma a livello tumorale, non di cellule. Quindi ci davano la possibilità di avere ipotesi che poi potevamo verificare proprio nei tumori veri e propri. E vi ho detto, no, gli esosomi, li abbiamo studiati, no? Quindi gli esosomi effettivamente aumentavano la velocità delle cellule, la capacità di muoversi, di dare neoplasia in vivo. E che cosa c'è dentro questi esosomi che dà poi un segnale diverso? E quello che si è visto, noi ci siamo focalizzati sui microRNA, delle piccole particelle, e abbiamo visto che effettivamente si potevano riconoscere dei miona specifici che caratterizzavano gli esosomi dei pazienti con una cattiva prognosi. E anche qui poteva poi essere letto a livello più grande il significato prognostico. Questo è l'ultima cosa, poi non vi annoio più. L'eterogeneità. Vi ricordate che vi dicevo la diversità? Questo l'abbiamo visto in questo esperimento. Questo che vedete a sinistra è come appare una neoplasia quando il chirurgo apre la scatola cranica.
In rosso è una sostanza che viene iniettata e che diventa fluorescente nelle cellule tumorali. Allora voi vedete che abbiamo un'area centrale molto rossa, e quella è l'area centrale della neoplasia, poi abbiamo un'area che è un po' più pallida, è il margine del tumore, e poi c'è il tessuto normale che è tutto blu. Viene utilizzato dai neurochirurghi per cercare di essere più radicali possibili, no? Perché magari a occhio mi sembra di aver portato via tutto, la fluorescenza mi aiuta a dire no, guarda che c'è ancora del tessuto tumorale. E quando abbiamo coltivato le GASC dello stesso paziente ma dalle 3 aree diverse e abbiamo fatto il confronto come sempre dei trascritti di queste 3 regioni, che cosa è uscito? Che sono diversi. Vedete i colori, fidatevi dei colori, vedete 3 colonne e tanti colori rossi e verdi diversi. E che cosa ci ha detto questi esperimenti? Che in realtà, anche se erano diversi questi trascritti, facevano la stessa cosa, cioè l'inibizione della risposta immunitaria era in tutte le 3 aree, ma con meccanismi diversi. No? Quindi magari io vado a trattare una neoplasia andando a studiare il tumore che ho rimosso, ma il meccanismo magari è in quello che è ancora rimasto dentro il paziente, che non sono riuscita a rimuovere. Non so se mi sono spiegata. E l'altra cosa è che anche nell'area negativa o nell'area pallida ci sono le capacità di supportare il tumore, quindi se io non riesco a rimuovere l'area pallida, c'è ancora il messaggio di supportare le eventuali cellule che hanno infiltrato. E allora l'obiettivo è: posso fare qualcosa per trattare, no, quest'area pallida? E questo è uno dei progetti che abbiamo adesso nel nostro laboratorio, che ha proprio come obiettivo quello di andare a trattare il microambiente tumorale per vedere se riusciamo a eliminare la capacità che ha di supportare il tumore. E l'ultima cosa che vi volevo dire, sulla quale stiamo lavorando, è proprio l'infiltrazione tumorale. Quindi stiamo cercando di testare in collaborazione con l'Università di Trieste, questo è il PRIN che adesso abbiamo nel nostro laboratorio, abbiamo proprio come obiettivo l'infiltrazione tumorale e stiamo selezionando dei farmaci e cerchiamo di capire se riusciamo a bloccare in qualche modo questo meccanismo che, come avete capito dall'inizio, è una delle cause, no, del fatto che la neoplasia diventa incurabile. I primi risultati sono promettenti, però ovviamente una cosa ti viene data, l'altra ti viene tolta, quindi qual è il problema? Che abbiamo visto che se prendo le GSC, le staminali, da 18 pazienti, 13 migrano, 5 no, e se vado a trattare le 13 che migrano col farmaco che abbiamo selezionato, 5 rispondono e le altre 8 no. Quindi c'è ancora tanto da capire, perché appunto le neoplasie sono eterogenee, quindi non è che trovata una cura, curo tutti, no? Quindi di nuovo, no, com'è? Palla al centro e si ricomincia. Ecco qua. Perfetto, quindi questo è quello che vi ho detto, quelli che sono i limiti e vantaggi di avere un modello in vitro basato sul paziente. E vi ringrazio, soprattutto ringrazio tutte le persone che hanno collaborato a questo progetto, e oltre alle persone servono i fondi, e quindi questo progetto negli anni è stato finanziato. Ecco, grazie mille, grazie dell'opportunità. Grazie Daniela, in bocca al lupo per la continuazione del progetto. Passiamo al Dipartimento di Forà e invito la professoressa Alessandra Di Francesco a parlarci di alleati o nemici, piante e funghi, una relazione difficile. Prego. Buon pomeriggio a tutti, grazie mille per questo invito. Sinceramente sono molto emozionata di partecipare a questo evento. Oggi vi parlo di alcune relazioni che si possono instaurare tra le piante e i microrganismi, e più in dettaglio sui funghi, che sono un po' la mia passione e la passione dei miei collaboratori. Prima di tutto di che cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare dell'importanza delle piante che rivestono nella nostra società. Come potete vedere nella slide che vi ho riportato, le piante rappresentano sicuramente una fonte fondamentale per la nostra sopravvivenza.
e soprattutto garantire l'ampia varietà vegetale che va a rappresentare la base della nostra alimentazione è uno dei nostri obiettivi da dover sostenere e garantire. Inoltre le piante hanno un impatto fondamentale da un punto di vista economico e poi non ci dimentichiamo l'impatto che hanno a livello mangimistico per gli allevamenti animali, per gli aspetti farmaceutici e non per ultimi per la produzione di materiali nel caso della bioedilizia. Non per ultimo l'impatto ambientale e sociale che le piante ricoprono nella nostra vita. Proprio per questo uno degli obiettivi di noi agronomi, ma di tutti gli studiosi che si occupano delle piante, è proprio quello di cercare di garantire la loro salute. E la loro salute da che cosa dipende? Dipende da questi microrganismi che molto spesso rappresentano dei veri e propri nemici per la salute delle piante. In particolar modo, come vi dicevo già da prima, i principali patogeni che possono attaccare le piante e la salute delle piante stesse sono i funghi, i batteri, ma anche i virus. Questo è un rapporto, un'interazione sicuramente negativa che si instaura tra una pianta, un frutto e i microrganismi e viene chiamata appunto rapporto di parassitismo, in cui solo uno dei due partners ottiene beneficio da questo rapporto. Dobbiamo ricordarci anche che in ambito agrario le piante appunto che vengono coltivate sono state domesticate per anni, automaticamente perdono resistenza e capacità di sostenere questi attacchi da parte di microrganismi patogeni. Il tutto in una società che è immersa in sistemi intensivi agricoli, in un cambiamento climatico incombente e la globalizzazione. Tutto questo si inserisce all'interno di un importante progetto, l'agenda appunto europea 2030 e del regolamento europeo 2016-2031 che insieme al Green Deal hanno degli obiettivi strategici per il quale dobbiamo ridurre almeno al 50% l'utilizzo di pesticidi di sintesi e cercare di incrementare l'utilizzo del suolo agricolo almeno del 25% in organico. Ci vengono in aiuto per questi obiettivi sicuramente i microrganismi che in questo caso instaurano molto spesso dei rapporti di alleanza e di amicizia nei confronti delle piante che vengono appunto tutelate grazie ai loro molteplici meccanismi d'azione. Grazie ai microrganismi possiamo raggiungere alcuni degli obiettivi prefissi dall'Agenda 2030, in particolar modo l'obiettivo 2, quindi fame zero e consumo e produzione responsabile. Qui in questa slide vedete un po' sintetizzati quelli che sono i principali nemici e amici di cui ci occupiamo nei nostri laboratori. In particolar modo per quanto riguarda il reparto nemici ci occupiamo di patogeni fungini post raccolta, cioè quell'ambito in cui frutta e verdura vengono stoccati per periodi più o meno lunghi di tempo. In questo caso si registrano annualmente almeno 1,3 miliardi di tonnellate di food waste and loss annualmente e potete immaginare che scarto e che impatto ambientale possano avere questi scarti appunto nel nostro ambiente. Come possiamo, curare queste malattie? Probabilmente tramite l'utilizzo di antagonisti biologici che sono anch'essi dei funghi e quindi ciò ci limita all'utilizzo di pesticidi di sintesi che vanno sicuramente a nuocere alla nostra salute e all'ambiente stesso. Nei nostri laboratori ci occupiamo in particolar modo di due funghi, l'Aerobasidium pullulans e anche il Trichoderma marzianum. Quest'ultimo forse ne avete sentito parlare più spesso perché viene spesso impiegato per moltissimi prodotti fitosanitari ampiamente distribuiti in Italia e in tutto il mondo. Il secondo rappresenta un po' la nostra passione. Questo è un fungo ma ha delle caratteristiche un po' particolari perché si comporta più come un lievito e oltretutto, come potete vedere dalla slide, ha molteplici lifestyle, quindi può essere un saprofita, un endofita, patogeno di piante e anche patogeno umano alcune volte. La caratteristica principale di questo lievito è che è un lievito
lievito epifita o endofita, ma che si può trovare in molteplici ambienti. Quindi, come potete vedere, nel deserto addirittura della Namibia è stato trovato, nei ghiacciai delle Svalbard, negli ambienti acquatici, così come sulle superfici di frutta e piante, quindi filosfera e carposfera. Questi microrganismi vengono studiati nei nostri laboratori per i loro molteplici meccanismi d'azione che possono esplicare in agricoltura per contrastare lo sviluppo di patogeni fungini e vengono chiamati appunto con la sigla di BCA, che sta per Biocontrol Agents. Va sottolineato il fatto che non soltanto organismi fungini fungono da biocontrol agents, ma anche microrganismi come batteri, lieviti e virus possono essere applicati per questi studi. E come riescono a contrastare lo sviluppo di queste malattie? Tramite i meccanismi d'azione. Vi ho voluto riportare in questa slide in maniera diciamo carina e simpatica come funzionano questi meccanismi d'azione che i biocontrol agents mettono in atto nei confronti dei loro patogeni diretti. In particolar modo forse uno dei meccanismi d'azione più interessanti è quello dell'antibiosi, che consiste nella produzione di metaboliti secondari, siano essi volatili o non volatili, enzimi o tossine, che vanno a contrastare appunto lo sviluppo di queste malattie delle piante. Vi ho riportato poi vicino ad ogni meccanismo d'azione anche alcuni studi che hanno appunto coinvolto il nostro laboratorio proprio nell'approfondimento di questi meccanismi d'azione. Il secondo è la competizione per lo spazio ai nutrienti, quindi la capacità di questi microrganismi di arrivare prima del loro nemico per cercare appunto di contrastare la diffusione di muffe o patogeni appunto dannosi alle piante. Terzo importante meccanismo, l'induzione di resistenza. Forse questo è un meccanismo poco studiato e è un meccanismo per cui un microrganismo antagonista entra intimamente a contatto con la pianta, andando ad indurre una resistenza nella pianta, tanto da riuscire la pianta a contrastare gli attacchi dei patogeni fungini. L'ultimo caso di meccanismo d'azione è il parassitismo. In questo caso vi ho voluto riportare un'immagine del fungo tricoderma perché Arobasidium pullulans non è coinvolto in questa tipologia di meccanismo d'azione nel contrastare i patogeni fungini. Questi sono due dei principali progetti che vedono coinvolti i nostri laboratori e sono progetti in essere proprio sul nostro amico Arobasidium pullulans. Uno è un progetto europeo che si chiama appunto Wild Crop, fa parte della Call Biodiversa Plus, collaboriamo insieme all'Università SLU appunto svedese e l'Università di Malaga. L'obiettivo di questo progetto è quello di selezionare, isolare e caratterizzare ceppi di lievito Arobasidium pullulans, epifiti di fragoline di bosco, al fine di trovare dei potenziali antagonisti da applicare secondariamente su fragole coltivate per contrastare la muffa grigia delle fragole coltivate, appunto Botrytis cinerea. Il secondo progetto sulla destra della slide è un progetto appunto PNRR INEST per il quale utilizziamo appunto degli scarti di produzioni agronomiche per coltivare e far fermentare tali scarti dal nostro Arobasidium pullulans al fine di produrre un biopolimero, il pullulano, un polimero che viene utilizzato in diversi settori, settore farmaceutico o cosmetico, e nel nostro caso viene utilizzato per realizzare degli edible coating, con l'obiettivo di preservare quindi la conservazione dei frutti in conservazione e ostacolare anche l'attacco di patogeni fungini sui frutti che vengono messi appunto in conservazione. Ultimo caso in cui i funghi sono sicuramente degli ottimi alleati delle piante, ma come sapete meglio di me anche degli alleati dell'uomo, è il caso del mutualismo, in cui c'è una simbiosi da cui si ha beneficio da entrambe le parti, quindi entrambi i partner beneficiano da questa relazione. E quali le simbiosi più importanti e interessanti per noi uomini? Quelle che si instaurano ad esempio tra le piante e i macrofunghi e si
ipogei o epigei, quindi tartufi e funghi come ad esempio i porcini. Questo per uno scambio di nutrienti, carboidrati per quanto riguarda appunto lo scambio da parte della pianta al fungo e acqua e sali minerali da parte del fungo alla pianta stessa, e ne gioviamo noi uomini proprio per i prodotti che ne derivano da questa fantastica simbiosi. Detto questo, volevo concludere il mio discorso leggendovi una frase che fa parte di un'intervista alla professoressa Paola Bonfante, che è una grandissima studiosa appunto di simbiosi, forse uno dei rapporti più interessanti da un punto di vista evoluzionistico, per cui da questa intervista ho tratto 2 frasi molto significative e rilevanti per questa occasione. Tra gli organismi viventi c'è più collaborazione di quanto comunemente si crede, che la lotta per la vita non è sempre spietata e feroce. Questa visione cooperativa è spesso meglio evidenziata nei team dove lavorano le scienziate. E oltretutto volevo lasciarvi un messaggino che è quello del quinto obiettivo dell'Agenda 2030, per cui il quinto obiettivo dice che deve esserci equità di genere in ogni linguaggio e per ogni persona, e spero che, non so se nel 2030 lo raggiungeremo, ma ci proviamo almeno. Grazie mille per l'attenzione. Grazie Alessandra per la presentazione e anche per il messaggio finale. E invitiamo adesso la professoressa Valentina Mameli del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, professoressa associata di statistica, e il suo intervento al titolo La progressione dei record nell'atletica, una prospettiva statistica. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l'evento. Oggi presenterò un tema di ricerca di cui mi sto occupando recentemente con alcuni ricercatori dell'Università di Udine, Giovanni Fonseca e Michele Lambardi, e la professoressa Giumoulet dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Questa ricerca è stata realizzata con il finanziamento PRIN e riguarda la definizione di metodi statistici per l'analisi di dati per le discipline sportive, tra cui l'atletica e il basket. Oggi mi soffermerò sull'atletica. Quindi l'interesse nel valutare i limiti delle capacità umane è già noto dai tempi antichi ed è tuttora attuale. Esiste una vastissima letteratura che riguarda i record sportivi e sono stati utilizzati nel corso degli anni differenti approcci statistici per valutare la probabilità di determinare o di superare un nuovo record mondiale, la probabilità di superare un record mondiale o di determinare un nuovo record. Noi andremo a considerare i dati che sono stati ratificati dalla Federazione Internazionale di Atletica Leggera e riguardano i dati, le prestazioni, le migliori prestazioni annuali suddivise per le discipline maschili e per le discipline femminili, che sono state stabilite a partire dal 1977, che è l'anno in cui è diventato obbligatorio il cronometraggio automatico nell'atletica leggera. Qua possiamo vedere la progressione delle prestazioni atletiche sia per le discipline femminili che per quelle maschili a partire, come ho detto, dal 1977 sino al 2024, ad eccezione del giavellotto, del lancio del giavellotto, che invece parte dal 1986 per gli uomini e dal 1999 per le donne. Questo è dovuto a una modifica nella regolamentazione del lancio del giavellotto. Possiamo notare quindi la progressione al variare degli anni di queste prestazioni, delle migliori prestazioni atletiche, e in particolare possiamo notare dei picchi. Questi picchi identificano i record mondiali.
Quindi qui possiamo vedere i vari record mondiali a partire dal 1977 e possiamo notare che certi record è difficile da battere, sono impossibili da battere, come per esempio i 100 metri di Usain Bolt o anche i 200 metri di Usain Bolt, ma anche nelle discipline femminili come i 100 metri della Griffith nel 1988. Queste performance, le migliori performance annuali possono essere viste come dei valori estremi, come le temperature estreme, i livelli inquinanti estremi. Per analizzare questi dati occorre utilizzare la teoria dei valori estremi. Questa teoria presuppone di fissare un intervallo temporale, come per esempio l'anno, e all'interno di quest'anno andare a considerare i massimi di tutti i dati. Nel nostro caso, per esempio, si possono andare a considerare le velocità massime annuali. Questa teoria presuppone inoltre che questi massimi annuali siano fra loro indipendenti o che ci sia una debolezza, una dipendenza molto debole. Per modellare questa serie di massimi annuali si può utilizzare la famiglia delle distribuzioni generalizzata dei valori estremi, che include al suo interno 3 sottofamiglie, la Gumbel, la Fresh-Shell e la Weibull inversa, che differiscono fra di loro per il loro comportamento nelle code. Quindi prima di andare a modellare questi dati bisogna tenere presente che questi record i nuovi record dipendono fortemente dall'attuale generazione degli atleti. Questo può essere dovuto ad esempio alle diverse tipologie di allenamento, alle diverse tipologie di alimentazione, oppure anche alle differenti calzature utilizzate o ai materiali delle piste. Quindi è realistico supporre che soltanto i dati più recenti possano portare un'informazione di tipo predittivo necessaria per poter fare delle previsioni, per cui andremo a considerare soltanto i dati dal 2001 al 2024, quindi stiamo riducendo i nostri dati e stiamo perdendo tantissima informazione. Scusate. Quindi è realistico supporre che i dati, soprattutto quelli delle discipline della corsa, possono essere modellizzati andando ad utilizzare la distribuzione Gumbel, mentre quelli relativi al salto in lungo e al salto in alto è plausibile che questi dati possano essere modellizzati invece andando ad utilizzare la distribuzione Weibull inversa. Bisogna considerare che, come ho detto, il numero di osservazioni a disposizione è limitato. Questo perché abbiamo ridotto i nostri dati dal 2001 al 2024, ma per ogni anno andiamo a considerare soltanto i massimi. Quindi abbiamo un massimo di 24 osservazioni per ogni disciplina. Questo comporta che le stime dei parametri del modello sono instabili e dal punto di vista classico il modello che viene utilizzato per fare previsione è quello che si ottiene andando a sostituire ai parametri incogniti le stime che sono ottenute quindi da questi piccoli campioni, e quindi questo comporta che questo modello predittivo abbia una scarsa capacità predittiva. Quindi il nostro scopo è quello di andare a fornire dei modelli predittivi che soddisfino alcune proprietà, tra cui quella di avere una buona capacità dal punto di vista previsivo. La bontà di un modello predittivo, come mostrato recentemente in un articolo di Fonseca, Giumulè e Vidoni, dipende fortemente dall'obiettivo della previsione. Ci sono 2 obiettivi nella previsione. Uno è andare a definire degli intervalli di previsione, cioè degli intervalli dove si suppone ad una prefissata probabilità di osservare l'evento futuro, quindi nel nostro caso un record mondiale futuro. Secondo obiettivo è quello di andare a calcolare la probabilità di superare una determinata soglia, quindi nel nostro caso di andare a superare un record mondiale.
non è detto che un modello predittivo che dia degli accurati intervalli di previsione dia anche delle accurate stime di probabilità. Quindi noi andremo ad utilizzare i modelli predittivi nel contesto dell'atletica per andare a valutare la bontà dei record mondiali attuali e calcolare anche i tempi attesi necessari per il miglioramento di questi record. Questo si può fare andando a calcolare la probabilità di superare un record mondiale, e questi sono i nostri lavori in questa direzione. Quindi concludiamo rispondendo alla domanda: quando verranno battuti i record del mondo? Qua abbiamo deciso di selezionare per questa presentazione soltanto 3 metodi, ma ci sono altri metodi che possono essere selezionati. Uno è il metodo classico, indicato con la X, che vista la scarsa numerosità campionaria non fornisce degli accurati limiti di previsione, tantomeno delle accurate stime di probabilità. L'altro è il modello che invece fornisce degli accurati limiti di previsione, ma non fornisce delle accurate stime di probabilità, ed è indicato con il triangolino. Infine abbiamo questo modello che invece fornisce delle accurate stime di probabilità, che è indicato col rombo. Sull'asse orizzontale inferiore possiamo vedere l'anno atteso in cui dovrebbe essere superato il record mondiale. Sull'asse superiore orizzontale sempre vediamo invece la probabilità di superare il record mondiale. Visto il poco tempo a disposizione, mi soffermerò soltanto sui 100 metri, in particolare sul record mondiale di Bolt. E possiamo vedere ad esempio che se andiamo a considerare il metodo classico, quindi quello con la crocetta, identificato con la croce, il record di Bolt si attende di superare il record di Bolt nell'anno 2073 circa. Mentre se andiamo a considerare il metodo che ci fornisce degli accurati limiti di previsione ma non delle accurate stime di probabilità, quindi quello col triangolino, abbiamo che il record di Bolt si attende di superarlo nel 2059 circa. Mentre se consideriamo un metodo accurato per stimare le probabilità, che è quello indicato col rombo, abbiamo che il record di Bolt verrà superato nel 2063 con una probabilità inferiore al 3%, e quindi questa bassa probabilità ci dà conto dell'eccezionalità di questo record. In conclusione volevo dire che questo è un lavoro in itinere e che la teoria classica dei valori estremi suppone, come ho detto prima, che tutti i massimi annuali, quindi tutte le performance migliori, siano indipendenti. Ma questa ipotesi potrebbe venire meno quando, ad esempio, abbiamo un corridore eccezionale, indipendentemente dal sesso, e praticamente questo corridore supera più volte in anni consecutivi il record mondiale. Quindi in tale caso l'ipotesi di indipendenza viene meno. Ci sono diversi metodi per poter analizzare dati del genere. Un metodo molto semplice potrebbe essere quello di andare a scartare tutte queste osservazioni dipendenti, ma questo comporterebbe una riduzione ulteriore della dimensione campionaria ancora. Quindi stiamo lavorando su questo, e quindi andare a definire dei modelli con delle buone proprietà di previsione che siano accurati nel stimare delle probabilità di superare una certa soglia, non solo nel campo dell'atletica, del nuoto, ma anche in altre discipline scientifiche, quali per esempio superare una temperatura estrema, superare il livello di un agente inquinante estremo, eccetera. Grazie per l'attenzione.
Tocca al Dipartimento di Scienze Giuridiche, quindi invito la professoressa Teresa Pertot, professoressa associata di diritto privato, che ci parlerà di patrimonio digitale e successione mortis causa. Prego. Anch'io colgo l'occasione anzitutto per ringraziare il mio dipartimento, la commissione ricerca che mi ha consentito, appunto, mi ha concesso questa opportunità di presentarvi la mia ricerca. Il mio tema è quello della successione digitale, che è un tema appunto che mi occupa da un po' di tempo, che occupa in realtà da un po' di tempo anche altri giuristi del mio settore. Perché? Perché l'evoluzione tecnologica pone fra le altre anche la questione relativa alla sorte del patrimonio digitale del decuius, quindi del soggetto defunto. A tal proposito si tratta anzitutto, problematica appare anzitutto la determinazione del trattamento giuridico da riservare ai contenuti incorporati nei supporti fisici lasciati dal deceduto. Pensate ad esempio a uno smartphone e a tutto ciò che è contenuto in uno smartphone o che può essere contenuto in uno smartphone, dai messaggi alle foto scattate dal soggetto, ai video. Problematica appare però anche e soprattutto la determinazione del regime giuridico da applicare alle informazioni e alle risorse affidate dal defunto agli account da lui intrattenuti online, e qui si può immaginare banalmente l'account Facebook e a tutto ciò che nell'account viene riversato, dalle immagini ad altri dati appunto che l'account si presta a contenere. Ora, per consentirvi di meglio comprendere un po' il problema di cui mi occupo, la pluralità dei problemi giuridici che si pongono, vorrei presentarvi un caso che è stato sottoposto recentemente anche all'attenzione del Tribunale di Como in particolare. A seguito c'è un soggetto moriva e a seguito della sua morte la moglie tentava invano però di accedere al suo iPhone e di recuperare il relativo ID Apple. La vedova agiva quindi in giudizio e chiedeva in particolare al tribunale di ordinare alla Apple di sbloccare il telefono, il quale era protetto da riconoscimento facciale, e chiedeva altresì di ordinare alla Apple di prestarle assistenza nella procedura di recupero delle credenziali di accesso all'account del marito defunto. Che cosa lamentava in particolare la signora, la ricorrente? Anzitutto l'impossibilità di risalire tramite la consultazione dei messaggi ai finanziamenti accesi dal marito defunto e quindi di procedere in questo modo all'esatta ricostruzione del suo patrimonio, quindi dell'asse ereditario. Lamentava però anche l'inaccessibilità delle foto, dei video salvati dal marito nel suo cellulare e poi confluiti anche nel cloud, risorse queste dotate chiaramente di rilevante valore affettivo, no? Più che patrimoniale per la moglie e per le due figlie. Ecco perché il caso che vi ho prospettato appare così controverso, così problematico, perché richiede di risolvere una pluralità di questioni giuridiche. Dubbia appare anzitutto già la stessa riconducibilità di questo caso all'ambito delle successioni per causa di morte. Si parla sì di successione digitale, ma non siamo certi di poter applicare a un caso come quello che vi ho prospettato le regole dettate dal Codice Civile in materia di successioni per causa di morte. Perché? Perché
ci sono degli oggetti, diciamo, digitali che presentano delle caratteristiche peculiari che sembrano in contrasto con un principio fondamentale sul quale tradizionalmente almeno si ritiene si fondi l'impianto successorio. Qual è questo principio? È il principio della patrimonialità. In che cosa si succede? Si succede nel patrimonio. Mentre le foto personali, le foto della famiglia, i video, i messaggi, le informazioni relative al defunto sono chiaramente delle risorse, delle entità che sì, si prestano ad essere anche sfruttate economicamente, quindi assumono talvolta anche connotati economici, ma sono risorse, entità che presentano in particolare una dimensione non patrimoniale e il diritto successorio non è pensato per regolare interessi non patrimoniali. Per quanto riguarda poi in particolare la possibilità per gli eredi di subentrare nei contratti aventi ad oggetto le risorse digitali del defunto, ci si chiede se tali contratti presentino o no quelle caratteristiche che sono necessarie per ammetterne la continuazione con un soggetto diverso dall'originario contraente. A riguardo esiste una regola importante del nostro diritto successorio che è quella del subentro, cioè la regola è che normalmente si subentra nei contratti stipulati dal decuius pendenti al momento della morte. Questa è una regola però che conosce anche delle eccezioni, nel senso che ci sono dei rapporti che hanno natura eminentemente personale, i quali invece non si trasmettono, non si trasferiscono agli eredi, non è previsto un subentro degli eredi nella posizione contrattuale rivestita dal defunto. Si tratta quindi di rapporti che si estinguono con la morte dell'originario contraente, che quindi non si trasmettono agli eredi, mandato, rapporto di lavoro ad esempio. I contratti aventi ad oggetto le risorse digitali del defunto si possono trasmettere, non si trasmettono. Pensate a un contratto concluso dall'utente con il gestore di una piattaforma digitale. Al riguardo non c'è unanimità di vedute fra gli interpreti come spesso accade, nel senso che in Italia si tende a distinguere, secondo che il contratto sia un contratto ad esempio di cloud computing, con riguardo al quale si tende ad ammettere la trasmissibilità, un contratto di social network, con riguardo al quale si tende invece ad escludere la trasmissibilità. Diversa invece l'opinione degli interpreti tedeschi, in particolare della Suprema Corte tedesca, del Bundesgerichtshof. Per i giudici tedeschi la trasmissione mortis causa si estende anche ai contratti stipulati dal defunto con il gestore di una piattaforma di social media, per esempio Facebook, con quale conseguenza che gli eredi possono quindi subentrare nella posizione di parte del soggetto defunto e quindi hanno la possibilità di far valere nei confronti del gestore della piattaforma le pretese riconosciute all'originario contraente. Di conseguenza si ritiene che gli eredi possano pretendere l'accesso all'account del defunto e a tutti i contenuti, dati personali, ma anche ad altre risorse contenute in tale account. Ci sono però anche altre questioni che si pongono, altri quindi sono i problemi. Dare seguito alla tesi la quale ammette in astratto la sopravvivenza dei rapporti contrattuali oltre la vita dello stipulante, almeno di alcuni rapporti contrattuali, non significa che si possa senz'altro concludere anche per il loro trasferimento in concreto, nel senso che anche in presenza di rapporti suscettibili per loro natura di essere trasmessi agli eredi, è data comunque alle parti, ai contraenti, la possibilità di pattuire delle clausole volte a sancire l'intrasferibilità di quel rapporto. Quindi le parti possono decidere di limitare la durata del rapporto alla vita, appunto, alla durata della vita delle stesse. E anzi, nel contesto digitale spesso sono inserite nei regolamenti contrattuali, nei regolamenti dei contratti conclusi con i gestori delle varie piattaforme, clausole di questo tipo, clausole di intrasmissibilità.
Il problema che il giurista si pone è il seguente: si tratta di clausole che sono valide, efficaci, quindi concretamente ci sono clausole che sono vincolanti. Ecco, questo è un altro problema che il giurista deve risolvere, no? Ad ogni modo, anche diciamo in presenza di una clausola di intrasmissibilità del rapporto contrattuale, una clausola valida, efficace, vincolante, non è detto che ai superstiti sia del tutto preclusa la possibilità di accedere alle risorse e alle informazioni conservate in un account ritenuto intrasmissibile. In che senso? Nel senso che nel nostro ordinamento, nel nostro sistema, esistono una pluralità di disposizioni normative, una pluralità di regole che sono contenute in leggi speciali, la legge sul diritto d'autore, il codice della privacy, che riconoscono a determinati soggetti la possibilità di esercitare specifici diritti con riguardo alle risorse che soddisfano determinati presupposti. E allora cerco di spiegarvi quanto vi ho appena detto con un esempio. Ora, ci sono delle risorse, anche digitali, che si prestano ad essere qualificate come dati personali. Pensate ad esempio a un'immagine di un soggetto, no? L'immagine del defunto. In presenza di dati di questo tipo, cioè di risorse che si prestano ad essere qualificate come dati personali, è data a determinati soggetti, che sono individuati in base ad un articolo contenuto nel codice della privacy, l'articolo 2 terdecies del codice della privacy, la possibilità di esercitare una serie di diritti con riguardo appunto allo specifico dato. E tra questi diritti vi è anche il diritto ad accedervi, quindi il diritto di accedere al dato, e questo a prescindere dalla sorte dell'account in cui questo dato risulta conservato. Vi è quindi una necessità di distinguere tra successione nel rapporto, quindi tra sorte del rapporto contrattuale, sorte dell'account, e sorte dei contenuti dell'account. E la necessità di distinguere appunto questi due profili emerge anche dalla pronuncia del Tribunale di Como, che si è appunto pronunciato con riguardo al caso che vi ho poc'anzi prospettato. Per il Tribunale di Como la pattuita intrasmissibilità di un contratto, nello specifico si trattava di un contratto di cloud computing, escluderebbe sì il subingresso, il subentro degli eredi nella posizione contrattuale già rivestita dal decuius, e quindi non consentirebbe il recupero delle credenziali appartenute al decuius. Perché? Perché relative ad un rapporto oramai estintosi con la sua morte. La pattuita intrasmissibilità del contratto di cloud computing non precluderebbe tuttavia ai superstiti di accedere alle risorse già archiviate dal decuius in quell'account ritenuto intrasmissibile. Ecco, sulla base di queste premesse il Tribunale di Como ha riconosciuto alla vedova non già la possibilità o il diritto di recuperare le password, no, per accedere all'account del marito defunto, ma le ha riconosciuto comunque il diritto ad accedere alle risorse digitali riversate in tale account ritenuto intrasmissibile. Una soluzione questa di compromesso che ha richiesto comunque la soluzione di tutta una serie di questioni preliminari che ho cercato appunto di sintetizzarvi, una soluzione che non è andata esente da critiche che comunque vi risparmio in questa sede, ma che secondo me dimostrano appunto la complessità di un problema, di uno dei tanti problemi che il giurista, civilista ma non soltanto, si trova costretto ad affrontare in questo contesto che è il contesto digitale. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille. Chiamiamo adesso la professoressa Polina Žvanjukova, perdonami se non l'ho pronunciato correttamente, è professoressa associata di Lingua e Traduzione Linguistica Inglese dal Dipartimento del DIL e ci parlerà delle voci di donne in politica, uno studio linguistico.
Ringrazio il Rettore, i delegati e tutta l'organizzazione del convegno per avermi invitata a presentare la mia ricerca, che mette le donne al centro della sua attenzione. Faccio ricerca nell'ambito della linguistica inglese e da quando sono arrivata a Udine, quasi esattamente 4 anni fa, perché era il 1° marzo, ho iniziato a occuparmi del contesto statunitense, focalizzandomi sull'arco temporale che copre più o meno gli ultimi 100 anni della storia politica e sociale di questo paese. L'inizio di questo arco temporale tocca 2 date importanti che hanno segnato una svolta nella partecipazione delle donne nella politica statunitense a livello federale. Il prima è l'elezione nel 1916 della prima donna al Congresso. Il secondo invece è il passaggio e la successiva ratifica nel 1920 del 19° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti che ha esteso il diritto di voto nelle elezioni nazionali alle donne. Come ci dicono i numeri di oggi, le donne hanno colto subito questa nuova opportunità e negli anni a venire il numero di donne che hanno deciso di intraprendere una carriera nella politica ha mostrato un trend sempre in crescita. Il contesto degli Stati Uniti è complesso, infatti è possibile partecipare alla vita pubblica a livello federale, candidandosi al Congresso, nelle elezioni presidenziali, si può fare politica a livello dei singoli stati che hanno i propri organi legislativi e infine ci sono tantissime possibilità di entrare in politica a livello delle amministrazioni locali. La maggiore visibilità, sia nazionale che internazionale, la hanno le donne che entrano in gioco a livello federale. Alle ultime elezioni del 2024, questi sono i numeri che vedete, la percentuale delle donne elette al Congresso è diminuita leggermente rispetto alle elezioni precedenti, ma il trend attuale rimane positivo, con il 29% di donne alla Camera bassa del Congresso e con 26 donne su 100 senatori al Senato. I numeri totali storici raccontano però un'altra storia, con l'irrisorio 3% totale storico. Per metterla in prospettiva, prendendo insieme tutte le donne che sono state elette al Congresso, Senato e House of Representatives, dal 1916 ad oggi, non sarebbe possibile creare 2 Camere del Congresso complete al femminile. Non sono state elette abbastanza donne in questo arco temporale. In verità le 2 date che ho menzionato prima, il 1916 e il 1920, sono decisamente importanti, ma non vanno prese come le date che segnano l'inizio della partecipazione delle donne alla sfera pubblica e politica negli Stati Uniti. La mancanza del diritto al voto non ha precluso alle donne la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica e nel caso specifico degli Stati Uniti pensiamo alle campagne per l'abolizione della schiavitù, poi alle stesse campagne per il suffragio femminile, dove le donne sono sempre state molto attive. In altri momenti storici, nel corso del XX secolo e anche al giorno d'oggi, le donne spesso partecipano dietro le quinte, a livello del cosiddetto grassroots activism, l'attivismo dal basso, occupandosi degli aspetti più pratici delle campagne elettorali come il volantinaggio, le campagne porta a porta, eccetera. Ma perché in un paese come gli Stati Uniti non si è ancora raggiunta la parità negli organi legislativi? Perché le donne elette rimangono sottorappresentate non solo al Congresso ma a tutti i livelli della politica statunitense? Perché il popolo americano non ha ancora eletto una donna come presidente? I politologi che si occupano della questione della partecipazione delle donne alla vita pubblica ci dicono che il problema non è che le donne non vengano votate e non vincano le elezioni, anzi quando si candidano vengono votate e vincono. Il problema principale sta negli ostacoli che le donne si trovano davanti nel momento in cui decidono di candidarsi. È vero che contano gli stereotipi culturali, l'ambiente politico continua ad essere percepito come ambito tipicamente maschile, ostile, competitivo, non adatto alle donne,
ma gli stereotipi e i pregiudizi sono soltanto una parte del problema. Gli ostacoli reali sono soprattutto altri, come il peso del cosiddetto double shift, ovvero del lavoro fuori casa e del lavoro in casa. Manca il tempo reale per occuparsi della politica, ma la cosa più importante ancora è la disparità nell'accesso alle risorse economiche necessarie per finanziare una campagna elettorale. Entrare in politica costa. Lanciare una campagna elettorale costa, quindi è importante saper trovare modi per finanziare la propria campagna elettorale, sollecitare le donazioni e convincere altri a investire il loro denaro nella propria candidatura. Negli ultimi decenni gli studi linguistici sul discorso politico hanno adottato la prospettiva di genere occupandosi di questioni come la rappresentazione spesso stereotipica delle donne in politica nei media, le discriminazioni e le aggressioni verbali che le donne subiscono quando prendono parola nei contesti istituzionali e infine le caratteristiche peculiari, presunte o vere, dello stile comunicativo che si vuole associare alle donne che fanno politica. Queste presunte caratteristiche includono per esempio la maggiore propensione ad essere cooperative, ad ascoltare le opinioni degli altri, a lasciarsi interrompere mentre parlano, a scusarsi in continuazione. Gli studi empirici ci dimostrano che non è così. E nel contesto statunitense la variabile che pesa di più, che influenza lo stile comunicativo di una donna politica, è l'affiliazione politica. In questo scenario le differenze negli stili comunicativi non le troviamo tra il gruppo composto da donne repubblicane e democratiche contro il gruppo analogo di uomini, ma le troviamo tra le donne repubblicane e le donne democratiche, così come fra gli uomini repubblicani e uomini democratici. I due gruppi di donne adottano sì degli stili comunicativi diversi e utilizzando il repertorio delle strategie linguistiche si creano delle proprie identità particolari di donne repubblicane e di donne democratiche in politica. Ed è questo oggetto della mia ricerca che analizza il contributo delle donne ai dibattiti nella Camera Bassa del Congresso, the House of Representatives. Inoltre il mio interesse storico mi ha portato, come accennavo prima, indietro nel tempo e seguendo il filone storico mi sono occupata del caso di un'attivista repubblicana molto nota e influente che è venuta a mancare a poche settimane dalle elezioni presidenziali del 2016, all'età di 92 anni, qua la vedete sul banco, a 91 anni e qualche mese, dopo una carriera in politica che è durata circa 7 decenni. Recentemente è arrivata anche al piccolo schermo come protagonista di una serie televisiva che si chiama Mrs. America, e nonostante non fosse mai stata eletta, si candidò 2 volte per il congresso, ma fu sconfitta in entrambe le occasioni. Phyllis Schlafly, questo è il suo nome, ha lasciato la sua impronta sul partito repubblicano. Fu infatti definita come the mother of conservatism, apprezzata ed elogiata dal presidente Trump qui al suo funerale, ancora candidato, mancavano 2 mesi prima delle elezioni, come icona dei valori conservativi americani. È vero che il nome di Schlafly viene associato al successo che ebbe la sua campagna contro la ratifica dell'emendamento costituzionale noto come Equal Rights Amendment, che avrebbe sancito la parità tra i 2 sessi nella Costituzione americana, ma in realtà nella sua attività politica arriva all'antifemminismo quasi per caso e dopo quasi 2 decenni dall'impegno politico che la vede combattere contro il comunismo. Nella campagna presidenziale del 1964 entra come una devota sostenitrice del senatore Barry Goldwater, per promuovere la cui candidatura scrive dei materiali elettorali che utilizzano la retorica del militarismo nucleare. Le elezioni del 64 sono dominate dai temi che riguardano il conflitto con l'Unione Sovietica, l'impiego delle armi nucleari e la strategia difensiva nazionale.
e nel suo lungo opuscolo elettorale intitolato The Grave Diggers, i becchini, Schlafly utilizza una retorica apocalittica facendo leva sulla minaccia di un improvviso e imminente attacco nucleare da parte del regime comunista da cui solo Barry Goldwater avrebbe potuto proteggere i cittadini americani. Il testo di Schlafly, chiaramente e orgogliosamente pro riarmamento nucleare, promuoveva un atteggiamento da fortezza America sulla sicurezza nazionale con i due capi saldi dell'isolazionismo e dell'incremento della potenza militare degli Stati Uniti. Qui la vedete in uno dei dibattiti con invece l'icona del femminismo, Betty Friedan. Concludo la mia presentazione dicendo che lavorare sul caso come quello di Phyllis Schlafly è importante per due motivi. Innanzitutto perché il nazionalismo aggressivo, basato sulle idee di pace per mezzo della violenza, peace through strength, o proteggere le vite grazie al riarmamento, sono ancora in uso ed è importante capire come funziona questo tipo di retorica studiando i suoi meccanismi linguistici. In un secondo luogo, il caso specifico di Schlafly ci dimostra che le donne entrano in politica spinte da motivazioni molto diverse. Alcune ci entrano per combattere per i diritti delle donne, altre perché credono nella minaccia del comunismo, altre ancora diventano politicamente attive per togliere i diritti ad altre donne. Può sembrare contraddittorio e spesso il fatto che una donna possa non essere d'accordo con un'altra donna su una questione politica viene utilizzato contro entrambe. Ma questa si chiama democrazia. E in una democrazia le donne dovrebbero avere il diritto non solo di voto, ma anche di pensiero libero come individui politicamente attivi, non solo come rappresentanti di un blocco unico di donne in politica. E vi ringrazio. Grazie Paolina. Invito adesso la professoressa Giuliana Somma del DPA, è una ricercatrice in tecnica delle costruzioni, ci parlerà della transizione del mondo delle costruzioni verso la sostenibilità. E pensando ad un argomento di cui parlare in questa sede, ho cercato un argomento che potesse essere accattivante e anche attuale e ho pensato alla sostenibilità. Sostenibilità di cui noi siamo abituati a sentir parlare, soprattutto la sostenibilità in ambito energetico, no? Quindi risparmio energetico. Ma io sono una ricercatrice di tecnica delle costruzioni, quindi mi occupo di costruzioni e quindi vi parlerò della sostenibilità nel mondo delle costruzioni. Ma cosa significa sostenibilità nel mondo delle costruzioni? È collegato questo termine alle emissioni di anidride carbonica. Intanto volevo focalizzare fare un attimo di chiarezza sul fatto che l'anidride carbonica è un gas che non fa male all'uomo, perché noi tutti lo assumiamo, basti pensare ad esempio all'anidride carbonica che è presente nelle bibite gassate. Non fa male perché non fa male ai polmoni, quelle sono altre cose come i particolati, le polveri sottili eccetera che fanno male ai polmoni, ma l'anidride carbonica è un gas serra, quindi fa male al pianeta, contribuisce al riscaldamento globale. E vediamo quali sono i massimi responsabili di emissioni di anidride carbonica nel mondo. In primis vediamo la Cina, poi ci sono gli Stati Uniti, l'India, la Russia, eccetera. Ma compare un terzo attore. Questo terzo attore è il cemento, cioè se il cemento, l'industria del cemento fosse un paese, sarebbe il terzo emettitore di anidride carbonica nel mondo, perché emette l'8% delle emissioni totali di anidride carbonica. Il cemento è il componente principale del calcestruzzo e come penso tutti sappiate, il calcestruzzo è il materiale da costruzione che è più utilizzato nel mondo.
Ma quanto cemento perché dire più utilizzato, vabbè, ma iniziamo a dare un po' di parametri. Quanto cemento si produce ogni anno? Ogni anno si producono 20 milioni di metri cubi di cemento. Vabbè, tanto, poco, 20 milioni, tanto, sì. Però cerchiamo di focalizzare un attimo. Allora, come ho pensato a come far focalizzare, e ho pensato di porre l'attenzione sull'edificio attualmente più alto del mondo, che è il Burj Khalifa. Il Burj Khalifa è stato realizzato a Dubai nel 2010 ed è alto 828 metri. Pensate alla nostra europea Torre Eiffel, che è 324, quindi è 3 volte la Torre Eiffel. Quello più alto che vedete a destra non è attualmente in fase progettuale perché in Arabia Saudita, e sarà 1 chilometro, così è in progettazione. Per realizzare il Burj Khalifa ci sono voluti 300.000 metri cubi di cemento. In un anno se ne producono 20 milioni, quindi è come se noi in un anno realizzassimo non 15 ma 60 Burj Khalifa. Questa è la produzione annuale di cemento. Ma perché con la realizzazione del cemento si produce anidride carbonica? Il responsabile principale è il clinker, che è il costituente principale del cemento. Primo motivo è la combustione delle materie prime. La combustione delle materie prime avviene in forni alla temperatura di 1450 gradi centigradi e questo produce anidride carbonica. Secondo fattore è la decarbonatazione. La decarbonatazione è un processo chimico per cui il carbonato di calcio si trasforma in ossido di calcio, che è il costituente principale del clinker, più anidride carbonica. Quindi abbiamo emissioni di anidride carbonica su 2 fattori, nella combustione e nella decarbonatazione. E noi dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni di anidride carbonica. Sul primo lato bisogna realizzare degli impianti più efficienti, ma questo non è il mio settore di ricerca. Io, insieme al mio gruppo di ricerca, lavoriamo sul secondo elemento, cioè sulla riduzione dell'anidride carbonica legata alla produzione di clinker. E quindi ci siamo chiesti come fare questo. Questo è un argomento di ricerca del progetto SITAR, che è un progetto Interreg attualmente in corso, iniziato l'altro anno e che finirà il prossimo anno, di cui sono responsabile per l'Università di Udine, e che vorrebbe, l'obiettivo di supportare il mondo delle costruzioni nella transizione verso l'eco-friendly practices, cioè nella riduzione di questa famigerata anidride carbonica. Allora, cosa abbiamo pensato? Allora, sappiamo che il clinker è il componente principale del cemento e il cemento è il componente principale del calcestruzzo. Quindi, primo step, ridurre il clinker nel cemento. In commercio ci sono diversi tipi di cemento, vedete queste colonne, c'è dal CEM 1 fino al CEM 6, in grigio ci sono le percentuali di clinker dei vari tipi di cemento, minima e massima, e in verde altri costituenti possibili. E quindi è lì che noi dobbiamo agire, cioè cercando altri costituenti. E al nostro gruppo di ricerca, insieme al nostro gruppo di ricerca, abbiamo cercato dei costituenti che devono avere le stesse caratteristiche del clinker. Abbiamo cercato qualcosa che potesse essere un qualcosa di rifiuto, quindi ancora meglio, no? Perché se si può dar vita ad un qualcosa che è uno scarto. E terzo goal, che non so come ci è venuto in mente, è vicino a noi, nella nostra zona. E ci è venuto in mente di prendere in considerazione la pietra piasentina, che è una risorsa locale, perché come sapete nella nostra zona del Friuli orientale, e parlando con gli esponenti del consorzio della pietra piasentina ci hanno detto che per loro, visto che la gran parte è un utilizzo di carattere decorativo, loro hanno l'80% di scarto, quindi per loro sarebbe un grandissimo vantaggio dare una nuova vita a questi scarti nell'industria del cemento.
E quindi questo, diciamo, è la prima fase. Seconda fase, ridurre il cemento del calcestruzzo, perché in proporzione, no, dopo si riduce anche il clinker. E quindi abbiamo pensato a quali potevano essere degli sostituti del cemento, sempre tra i materiali di scarto. E qua, facendo un po', ovviamente non è tutto così, c'è un lavoro di ricerca dietro, no? Io cerco di sintetizzare, di semplificare un po' tutto. La pulla di riso. La pulla di riso è la buccia praticamente che avvolge il riso. Questa buccia viene sminuzzata, viene portata in forni a 600 gradi centigradi e si ottiene la cenere. Questa cenere si è visto che ha delle caratteristiche molto simili, se non identiche, a quelle del cemento, e quindi può essere un buon sostituto del cemento all'interno del mix design del calcestruzzo. Quindi abbiamo fatto dei test sperimentali presso il nostro laboratorio PROMAS, Prove Materiali e Strutture dell'Università di Udine, questi sono cubetti di calcestruzzo realizzati sia con la pietra piasentina che con la cenere di pulla di riso. Li abbiamo rotti a compressione, questo è il cubetto fessurato, e proprio l'altra settimana, quindi vi do dei risultati freschi e sembrano molto promettenti, i risultati sembrano molto buoni. L'ultima chance è appunto ridurre il calcestruzzo, perché ovviamente in scala poi si riduce tutto, e questo è compito di un buon progettista, no? Fare un'ottimizzazione della sezione resistente e quindi del progetto. Adesso ci tenevo a far vedere come sono cambiati gli obiettivi del progettista strutturale nel tempo. Agli inizi del Novecento l'obiettivo era risparmiare sui materiali, questo perché c'era un alto costo di materiali e un basso costo della manodopera. Intorno agli anni 90 invece la manodopera costava molto di più rispetto ai materiali, quindi l'obiettivo era semplificare la fase costruttiva. Si cercava di realizzare dei progetti molto semplici e di facile realizzazione, perché appunto la manodopera aveva un impatto notevole in tutto il progetto. Adesso si è tornati al risparmio sui materiali, ma per una motivazione diversa da quella dei primi del Novecento, che era una motivazione economica. Adesso la motivazione è quella di minimizzare l'impatto ambientale. Quindi noi cosa vogliamo per le nostre generazioni di futuri ingegneri? Noi vorremmo insegnare loro a risparmiare i materiali, ma anche a fare di più con quanto abbiamo già, perché c'è tanto da riciclare, da riutilizzare anche dal punto di vista strutturale. Quindi l'ingegnere che noi vorremmo nel domani non è solo l'ingegnere che sa fare il calcolo strutturale, che sa quanto pesa ad esempio un metro cubo di calcestruzzo, ma sa anche quanta CO2 emette un metro cubo di calcestruzzo, perché questo deve essere proprio un elemento che sa al volo. Adesso l'ingegnere sa al volo quanto pesa un metro cubo, uno dei nostri studenti lo sa, ma non sa quanta CO2 emette. Vi ringrazio per l'attenzione. Complimenti per la presentazione. Adesso dal Dipartimento di Scienze Matematiche e Fisiche invitiamo la professoressa Rossana Vermiglio, professoressa ordinaria di analisi numerica, per un intervento sul futuro e il passato in matematica. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per essere stati ancora qui presenti ad ascoltare anche il mio intervento. Ringrazio gli organizzatori e ringrazio anche il direttore di dipartimento che vedo seduto lassù, per avermi dato la possibilità di presentare i risultati delle ricerche, i miei interessi di ricerca, che ovviamente presento io, ma coinvolgono anche un gruppo che si è andato via via consolidando nel corso degli anni e che vede adesso anche un professore ordinario che si occupa di temi analoghi. Allora, il titolo che vedete qui, Passato e futuro in matematica, include le tre parole chiave, matematica, futuro e passato, che in qualche modo identificano i miei interessi di ricerca. Io mi sono occupata di modelli matematici e in particolare di modelli numerici per studiare l'influenza della storia passata nella dinamica futura dei cosiddetti fenomeni reali.
con particolare attenzione a quei fenomeni che nascono in ambito biologico, medico o nella teoria del controllo in ambito ingegneristico. Un modello matematico cerca di descrivere nel linguaggio della matematica un fenomeno attraverso una serie di passaggi che nascono dall'osservazione ovviamente del fenomeno stesso che si vuole studiare, ma ovviamente trattandosi di problemi e aspetti che nascono anche in altre discipline, da un dialogo che il matematico modellista deve avere con altri scienziati del settore. Quindi questo è un aspetto che la matematica applicata di cui mi occupo mi ha sempre attirato e incuriosito, questo dialogo non sempre diciamo agevole, ma possibile proprio attraverso la matematica, il linguaggio della matematica. Quindi una volta individuato il fenomeno, individuate le grandezze che si vogliono descrivere e gli aspetti fondamentali, bisogna tradurre tutto questo in qualcosa di matematico, tipicamente equazioni differenziali o equazioni integrali che devono poi essere risolte. In questo contesto la carta e penna non è spesso uno strumento che possiamo usare e ci viene in aiuto il calcolatore e ovviamente le tecniche di approssimazione, gli algoritmi accurati e efficienti che devono essere sviluppati per poter utilizzare questo strumento di calcolo. Ecco, io mi sono occupata di questa analisi numerica per modelli cosiddetti con ritardo che vogliono proprio studiare l'influenza del passato sul futuro nella dinamica di un certo fenomeno. Ecco, allora per illustrare l'idea del ritardo e come nasce nella nostra vita, ho pensato di fare riferimento a questo semplice esempio che quotidianamente ci troviamo anche noi a vivere e che è preso dal un libro classico di Kolmanovsky e Miskis su questo tipo di modellizzazione, cioè la doccia. Abbiamo una persona che deve farsi una doccia e vuole arrivare a una temperatura ideale e quindi ha a disposizione ecco qui, sì, il miscelatore per regolare la temperatura. Ovviamente ci vuole del tempo per eccolo qui, non tocco più niente, del tempo per l'acqua dal miscelatore arrivare sulla testa dell'omino, per elaborare l'informazione troppo calda, troppo fredda e poi regolare la temperatura. Ecco, questo tempo viene identificato con ritardo. E cosa succede? Cosa causa questo ritardo? Tipicamente delle oscillazioni. Prima di raggiungere la temperatura ideale si spostano più volte il miscelatore, troppo caldo, troppo freddo, fino alla temperatura desiderata. Questa è una caratteristica dei modelli matematici con ritardo che è stata studiata, c'è tutta una teoria ricchissima che è stata fatta nel corso degli anni, sviluppata, e per poterli studiare effettivamente abbiamo bisogno poi degli algoritmi e degli strumenti computazionali. Quindi in particolare l'effetto del ritardo abbiamo intuito che provoca delle oscillazioni e quindi vediamo di capire un po' meglio, anche grazie alle conoscenze che sono andate sviluppandosi nel corso degli anni, come si possono studiare questi effetti. Ho preso come esempio illustrativo un esempio classico che è l'equazione di Makey-Glass. Makey è la persona che vedete adesso se tocco, è lui, è un biomatematico.
biomatematico, eccolo, un biomatematico, Glass è un altro scienziato che si occupava proprio delle applicazioni della matematica in ambito medico, e loro già nel 1977 avevano proposto questo lavoro di cui vedete oscillation and chaos nei sistemi fisiologici con controllo, per cercare di spiegare come il ritardo potesse essere imputato alla causa di, chiamiamole, fluttuazioni anomale nei malati di leucemia, o come si chiama, scusate, vediamo, c'è scritto il nome, nella diciamo cronica, cito, insomma, scusate, non vorrei, non ho gli occhiali, quindi niente, in una leucemia cronica che ha un nome, una sigla particolare. E quindi cosa aveva detto? Ok, tra l'ematopoiesi, che è il processo che va dalla produzione, i medici qua in sala mi correggano, la produzione nel midollo osseo dei corpuscoli del sangue, all'arrivo in circolazione del sangue richiede un certo tempo, e se questo tempo di produzione di questo processo viene alterato, le alterazioni, le fluttuazioni diventano anomale. Lo stesso modello poi l'aveva applicato, la coppia l'aveva applicato anche per spiegare dei malfunzionamenti nella respirazione, in particolare le apnee che in certe patologie sono presenti. Quindi questo per dirvi che spesso lo stesso modello matematico può, cambiando significato ai parametri del modello e anche alle variabili che entrano in gioco, può essere utilizzato per capire fenomeni diversi. Qui vedete indicata l'equazione di Making Glass e quel parametro tau. Vedete, è semplice da scrivere, c'è una derivata, per chi è familiare con questo linguaggio, è un'equazione differenziale. Quel tau indica il ritardo nella formazione di che cosa? Delle cellule XDT e la densità delle cellule al tempo t presenti nel sangue. Per illustrarvi cosa siamo riusciti a fare in questi anni, adesso provo, vado? Eccolo. Quindi vogliamo variare il ritardo e capire come cambia la dinamica della soluzione del problema al variare del ritardo. Questo i matematici lo chiamano analisi della biforcazione, perché quando in corrispondenza a certi valori del parametro cambia il comportamento. Qui vedete, siamo partiti da una soluzione calma piatta, stabile, come si dice in matematica, dove non succede niente, ma aumentando il ritardo è nata un'oscillazione, una soluzione periodica. Aumentando il ritardo ancora c'è stato i matematici lo chiamano period doubling, cioè il periodo si è raddoppiato, e questo continua, questo periodo aumenta, aumentando ancora il ritardo, e come è stato analizzato attraverso appunto anche le simulazioni, può portare a soluzioni aperiodiche senza periodo, è quello che i matematici chiamano caos. Come ultimo stimolo di riflessione o suggerimento, volevo parlare dei modelli con struttura, perché come ha detto anche la professoressa Viola, l'ha più volte ricordato, e non solo lei, gli individui non sono tutti uguali. Non sono tutti uguali, ma sono caratterizzati da alcuni tratti che determinano il loro comportamento. Pensiamo per esempio nello studio delle malattie in epidemiologia, l'interesse è su la dinamica della popolazione degli infetti. Anche gli infetti, anche qui al tempo t, dipendono dal periodo, dal periodo diciamo di incubazione della malattia stessa, quindi il ritardo c'è, però di fronte alla malattia, per esempio l'età o il sesso possono
dare origine a comportamenti diversi. Quindi già nel 1925 alcuni matematici, in particolare McKendrick, aveva proposto dei modelli cosiddetti fisiologici con struttura, modelli matematici in cui le popolazioni sono caratterizzate anche da particolari tratti distintivi, anche compresa la posizione nello spazio, sesso, età anagrafica, età dal momento dell'infezione, eccetera. C'è tutta una bella teoria riguardo a matematica, di modelli matematici a questo riguardo, che ha portato alla formulazione di queste equazioni differenziali. Eccolo. Differenziali. Qui voglio presentarvi che cosa? Un esempio di modello per l'epatite B, quindi la diffusione di questa malattia con trasmissione verticale, cioè al momento della nascita. E anche in questo contesto il famoso R0 che tutti abbiamo imparato a conoscere nel periodo del Covid può essere definito e ha lo stesso significato che abbiamo imparato a conoscere, e cioè definire una soglia oltre la quale, in particolare oltre l'1, la malattia si sviluppa, in questo caso sotto l'1 la malattia no. Quindi è interessante stimare questo parametro per eventualmente definire delle procedure, delle tecniche di controllo della malattia stessa. Qui abbiamo sviluppato degli algoritmi, esaminato l'effetto del tasso di vaccinazione alla nascita rispetto anche a un tasso di fallimento rispetto alla nascita. Quindi abbiamo considerato due parametri, che la variazione di questi parametri, individuando quelle che sono le curve di livello. Ecco, in questa zona qui dei parametri la malattia si sviluppa perché siamo R0 è maggiore di 1, qua R0 è minore di 1, quindi la malattia non si sviluppa. Ecco, questi sono un po' in sintesi alcuni degli aspetti di cui mi sono occupata nella mia ricerca. Come ho già ricordato, ma vale la pena ricordare ancora, non si lavora da soli, c'è un gruppo di ricerca, di collaboratori che oltre a quelli di Udine si estendono anche al di fuori di Udine, e visto che siamo in un contesto femminile, si parla di donne, vorrei ricordare una studentessa del nostro dipartimento, la dottoressa Scarabel, che dopo essersi laureata qui ha fatto un dottorato a Helsinki, si è mossa e si è trovata a usare questi modelli prima in Canada col professor Wu nel periodo del Covid, poi a Manchester in Gran Bretagna, e è stata anche ha ricevuto un riconoscimento per l'impegno che ha dedicato per l'utilizzo appunto di modelli di questo tipo per dare in mano poi a quella che è stata la politica strumenti decisionali. Poi la politica decide quello che ritiene meglio, però la matematica può dare un contributo. E questo è quello che a me ha sempre incuriosito, interessato, la matematica che dialoga con il mondo della medicina. Forse sì, sarebbe un sogno che magari altri porteranno avanti, ma questo nasce anche visto che ormai non sono giovanissima, la mia tesi di laurea l'ho fatta proprio su un modello per la leucemia, quindi è un amore che poi mi ha portato a studiare anche altri contesti, però che ho sempre cercato di mantenere vivo. Quindi il linguaggio matematico, siamo alle conclusioni. I modelli matematici sono una descrizione sintetica, quindi utilizzando il linguaggio matematico, dei fenomeni reali. Le scienze empiriche sono la biologia, la medicina, la fisica, la chimica, sono ben diverse dalla matematica, che è una costruzione mentale dell'uomo. Ciò nonostante, riprendo alcune delle parole che vedete lì, la matematica ci permette di
interpretare, formulare problemi non solo della fisica ma anche in altri campi del sapere. Il perché sia così è un miracolo, forse, e comunque la matematica ci offre un linguaggio per interpretare, per interrogare la natura, è la chiave per interpretarne le risposte. La vedo come, con la fatica, diciamo, una sorta di esperanto del mondo scientifico. Questa è quanto volevo dirvi e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie per l'intervento. Veniamo all'ultima speaker di oggi, ultima soltanto per ragioni di ordine cronologico, è la professoressa Valentina Vezzoli, associata di Archeologia e Storia dell'Arte Musulmana del DIUM. E il titolo del suo intervento è Viaggi e commerci, l'archeologia di un caravanservaglio di epoca ottomana nel Kurdistan iracheno. Grazie agli organizzatori, grazie al Dipartimento per questa opportunità. Parlerò di archeologia e vi porto in un contesto lontano, quindi andiamo nel Kurdistan iracheno del periodo ottomano. Questo è un video che ci permette proprio di arrivare sul sito dove lavoro dal 2023, che è il sito di Bajera, nella regione quindi del Kurdistan iracheno. Si tratta di un edificio relativamente ben conservato, posizionato su questa piccola altura, che si affaccia poi su un'area coltivata grazie alla presenza di un fiume, il fiume Al-Khazer, e se vedete il paesaggio che sta dietro, alle spalle di questo insediamento, è un paesaggio montagnoso e lì si apre la catena montuosa dello Zagros. Dove siamo? Quindi siamo nel Kurdistan iracheno. Bajera è indicato in rosso, è il nord dell'Iraq, l'area del nord dell'Iraq. Andando più a sud in questa cartina vedreste la capitale dell'Iraq, Baghdad, e il fiume che sale verso nord è il Tigri. Bajera si trova quindi in un'area veramente all'ingresso della catena montuosa dello Zagros, su questo fiume che si chiama Al-Khazir, che poi va a sfociare nel Grande Zab e successivamente si ricollega al Tigri. Il paesaggio è un paesaggio coltivato da coltivazioni di riso, di frutta e di verdura, e ci troviamo nel distretto della città di Acre, la piccola immagine di questa in basso della città, dove poi la missione archeologica, quindi il gruppo dell'Università di Udine, risiede durante le attività di scavo e di indagine archeologica. Come siamo arrivati in Kurdistan, nel Kurdistan iracheno? La nostra università e nello specifico il nostro dipartimento, il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, ha ormai una collaborazione più che decennale con il Kurdistan iracheno e nello specifico con la Direzione Generale delle Antichità, iniziata con il progetto archeologico Terra di Ninive del professor Morandi Bonacossi, più recentemente anche con la codirezione della dottoressa Francesca Simi del nostro dipartimento, che ha portato a una serie di scoperte importanti, progetti di valorizzazione, mostre, quindi una collaborazione ormai più che decennale, e in questo contesto è partito nel 2023 anche il progetto archeologico Bajera, un caravanserraglio del periodo ottomano. Lo vedete qui da un'immagine satellitare, si presenta in buone condizioni, quasi completamente conservato per quanto riguarda l'aspetto delle murature esterne. Che cos'è un caravanserraglio? Un caravanserraglio è una stazione di ristoro lungo le strade, le rotte carovaniere, lungo le arterie di comunicazioni più importanti. Certo, non siamo qui di fronte ai caravanserragli, quelli medievali di ben più grandi dimensioni, ad esempio lungo la via della Seta. Questa struttura che noi andiamo a
abbiamo iniziato a studiare è del periodo ottomano. La regione del Kurdistan iracheno è sotto il controllo del periodo ottomano dal XVI agli inizi del XX secolo, ed è in generale questo un periodo poco studiato e poco conosciuto dall'archeologia per varie ragioni, anche perché è un periodo relativamente vicino e spesso l'archeologia va a indagare invece periodi più lontani, strutture anche più monumentali. In questo caso noi siamo proprio ai confini dell'impero. Tuttavia sempre di più sta aumentando l'interesse anche per questa storia più recente e dei margini dell'impero. Quali sono gli obiettivi del nostro progetto? Attraverso l'indagine archeologica vogliamo capire come questa struttura funzionava, come era organizzato proprio da un punto di vista dell'edificio, quante persone, quanti viaggiatori poteva ospitare, quante stanze, quanti piani erano presenti. Poi vogliamo cercare di capire sulla base del dato archeologico chi frequentava, chi veniva ospitato, chi poteva riposare all'interno di questa struttura, viaggiatori, pellegrini, mercanti, ma anche soldati, e poi collegarlo a quello che è il network stradale della regione, del periodo, cercando di capire su quali rotte era posizionato e che cosa andava a collegare. Abbiamo già menzionato la presenza del Tigri, dietro al caravanserraglio si apre l'area delle montagne dello Zagros, quindi è comunque in una zona strategica anche in questo periodo ottomano. Il Kurdistan lo vedete qui in rosso, le linee rosse sono proprio le rotte principali, quelle del commercio ottomano, seppur un po' spostato da queste rotte, comunque il sito di Bajera riusciva facilmente a inserirsi in un sistema di comunicazione più ampia. Questa regione, vi dicevo, è una regione di confine nel corso del periodo ottomano, viene annessa alla regione dell'attuale Kurdistan iracheno, è annessa all'impero ottomano agli inizi del XVI secolo e proprio dal XVI fino al XVIII secolo costituisce un'area di confine tra due grandi imperi. Da un lato gli ottomani e dall'altro i safavidi. Vedete, sono nella cartina più in alto, in arancione, è il territorio dei safavidi, e ottomani e safavidi si scontravano spesso in questa regione, che quindi passava da una parte e dall'altra, e se guardiamo ancora un'altra componente politica della regione, situata principalmente nell'area montagnosa dello Zagros, è quella degli Emirati curdi, che erano delle entità autonome che in questo periodo controllavano la regione, si alleavano con uno o con l'altro impero. Quindi passiamo un po' a quello che è il dato materiale, a che cosa ci dice quindi l'archeologia, che cosa ci dice l'evidenza materiale. Abbiamo iniziato nel 2023 soprattutto andare a capire meglio la struttura principale, quindi il caravanserraglio. Nonostante, come vedete dalle immagini, appaia con un'area un po' austera, con queste torri agli angoli e lungo le pareti, in realtà è emerso che non ci sono reali elementi costruttivi difensivi. Certo, è un'area che proteggeva, ma che non aveva scopi militari. Sulla base delle prime indagini archeologiche, anche se ancora molto è da capire ovviamente perché lo studio è iniziato solo 2 anni fa, abbiamo capito che l'edificio era organizzato su 2 piani e, come vedete dall'immagine satellitare, ancora non abbiamo scavato all'interno, c'è un grosso interro prima di riuscire a mettere in evidenza i due piani, che erano poi organizzate ovviamente con varie stanze per ospitare sia i viaggiatori e probabilmente anche gli animali che accompagnavano il viaggio. I materiali sono dei materiali locali, facilmente disponibili in loco, e la tipologia, le tecniche costruttive utilizzate ci fanno pensare ad una costruzione in una sola fase di costruzione, quindi il complesso è stato eretto senza poi subire dei grossi cambiamenti nei secoli successivi. Sulla base di confronti con altre tipologie di strutture possiamo datare
la costruzione del Khan, di questo caravanserraglio, per ora in fase ancora preliminare, al XVI secolo. Ma le evidenze materiali sul sito non sono solo quelle legate alla struttura principale, ci sono altre aree, vedete appunto il sondaggio 1, alcune ne abbiamo già studiate, abbiamo già fatto degli scavi, ci sono altre aree all'esterno del Khan, la relazione con il caravanserraglio non è ancora così chiara, però che mostrano un uso dell'area a scopo agropastorale. Si tratta principalmente di recinti, di spazi forse per proteggere il gregge, è diciamo un uso che comunque è confermato anche dalla ricchezza del territorio, sia dal punto di vista del pascolo, ma anche appunto della coltivazione. Già nel periodo ottomano si menzionavano molte delle culture che sono tuttora presenti nella regione. E anche qui abbiamo le tracce di questa frequentazione, forse non possiamo sempre parlare di occupazione, ma la frequentazione di pastori, di agricoltori, attraverso varie tipologie di materiali. Una delle più frequenti attestate proprio in archeologia è quella delle pipe da tabacco, delle pipe da fumo, proprio perché soprattutto nella seconda parte dell'impero ottomano il fumo era molto praticato e le troviamo veramente molto diffuse su ogni sito. Infine è emerso anche, abbiamo identificato anche la presenza di un piccolo cimitero, lo vedete indicato con la freccia in rosso, un cimitero molto semplice, ci sono solo alcune tombe dall'aspetto più complesso e che vedete appunto in alto dalla forma rettangolare, altrimenti si tratta di semplici pietre oblunghe interrate per metà, rivolte tutte verso est, lo vedete in questa immagine. Perché? Perché si seguiva quindi le pratiche di posizione del defunto tipiche del mondo islamico, per cui poi il defunto era posizionato sul lato e guardava verso la Mecca, e quindi che sta quindi a sud. E questo cimitero si trova infatti perfettamente, la posizione di queste pietre sono perfettamente corrispondenti a quelle che sono le pratiche di inumazione. Ancora non sappiamo se il cimitero sia da legare al caravanserraglio oppure ad un'occupazione successiva legata a questo sfruttamento agropastorale. Queste tracce materiali della storia del sito ci permettono di raccontare qualcosa su chi frequentava questo caravanserraglio. Certo, non siamo di fronte alle grosse carovane che attraversavano la via della seta, dobbiamo pensare a dei frequentatori di numero inferiore, tuttavia abbiamo visto che il sito di Bajera si trova in un'area che si apre alle montagne dove risiedevano gli Emirati Curdi, che erano sicuramente una potenza, e situata poi sul confine con l'impero safavide, e poi attraverso il fiume Tigri, che è una rotta di comunicazione, si arrivava fino al sud dell'Iraq, dove si potevano raggiungere le città di Baghdad e di Kufa, che permettevano poi di raggiungere le strade dei pellegrini verso quindi la Mecca. Quindi sicuramente pellegrini, mercanti, anche truppe probabilmente si spostavano e sfruttavano questi spazi, queste stazioni di ristoro, e poi c'è invece un insieme di utilizzatori più locali, che sono quelli quindi degli agricoltori e dei pastori che tutt'oggi sfruttano questo insediamento e che hanno loro stessi lasciato delle tracce materiali sul sito. Anche qui insomma termino ringraziando il gruppo, i collaboratori curdi, le studentesse dell'Università di Udine per avere insomma permesso di iniziare questo progetto, che è appunto agli inizi, e quindi speriamo insomma di poter raccontare qualcosa di più nei prossimi anni. Grazie.
Bene, grazie. Due grazie. Uno alle nostre relatrici che hanno illustrato delle ricerche così varie, così diverse, così ampie, cioè danno l'idea di quante siano le direzioni che la ricerca può prendere e che le donne dell'Università di Udine in questo momento stanno sviluppando. È solo un campione, ma insomma è estremamente significativo e ricco. E l'altro grazie al pubblico che è rimasto in questa cavalcata abbastanza lunga, senza soste, senza pause, e dunque va assolutamente ringraziato. Bene, mi auguro che ci siano altre occasioni in cui è possibile, forse anche con altre modalità e altre formule, parlare di quanto stiamo facendo. Un saluto a tutti e grazie ancora.